facciamo oggi qua, radunarci per dirglielo al Signore, il Re dei Re. Preferisco stare un giorno qui che mille altrove, voglio solo stare qui con te, tu sei il mio Signore. Io voglio vedere te, preferisco stare un giorno qui che mille altrove, voglio solo stare qui con te, tu sei il mio Signore. Io voglio vedere te. È facile. E poi dice mostrati. Mostrati a me, mostrami, Signore, la tua gloria, la tua gloria, ora. Mostrati a me, oh, mostrami, Signore, la tua gloria, la tua gloria, ora. Amen. Tu sei grande, Padre. Scendi con la tua presenza, Gesù. Tranquillizza il nostro cuore, Signore. Non vogliamo iniziare qualcosa, Signore, di fretta, Padre, ma vogliamo farlo, Signore, perché tu sei con noi, Gesù. Gloria a te, Gesù. Preferisco stare un giorno qui che mille altrove, voglio solo stare qui con te. Amen, cantiamo insieme. Tu sei il mio Signore. Io voglio vedere te, io voglio vedere te. Preferisco stare un giorno qui che mille altrove, voglio solo stare qui con te, tu sei il mio Signore. Oh, io voglio vedere te, mostrati a me, mostrami, Signore, la tua gloria, la tua gloria, ora. Oh, oh, mostrati a me, oh Signore, mostrami, Signore, la tua gloria, la tua gloria, ora. Perché non c'è un altro Dio pari a te, tu sei l'onnipotente, perché non c'è un altro Dio pari
mostrati a me. Mostrati a me. Mostrami, Signore, mostrami oggi qua, Signore, la tua gloria, la tua gloria. Ora ancora, oh, mostrati, mostrati a me, mostrami, Signore, la tua gloria, la tua gloria. Ora oh Signore, oh lodato sia il tuo nome, gloria a te Padre, gloria a te. Tu sei innalzato, Signore, questa mattina qua a Firenze, Signore, sei innalzato, sei il Dio di ogni Dio, Signore. Grazie per averci fatto arrivare qua, Signore, senza incidenti, Signore, con la tua compagnia, Signore, a trovare questa famiglia spirituale, Gesù. Grazie per la comunione, Signore, per la tua presenza, Signore, in ogni momento. Cura il nostro cuore, Signore. Aiutaci a concentrarci, Signore, per elevare una lode, Signore, grata a te, Signore, a non dire parole tanto per dirle, Signore, ma sentire, Signore, quello che diciamo col cuore. Gloria a te, Gesù, Padre Santo. Amen. 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 Alleluia, gloria al nome del Signore. Le parole di questo canto, fratello, posso poi? Le parole di questo canto sono tremende. Sono le stesse parole che un giorno Mosè disse al Signore. Mosè aveva visto grandi cose, ma un giorno Mosè disse: Signore, fammi vedere la tua gloria. Mosè aveva visto miracoli, Mosè aveva visto prodigi, ma tutte queste cose non stavano sostituendo nel cuore di Mosè il desiderio di vedere la gloria di Dio. E questo deve essere il desiderio di ognuno di noi, fratello, sorella. E Dio un giorno mostrò la sua gloria: ma tu mi potrai vedere dalle spalle, Mosè. La mia gloria, la mia bontà andrà davanti a te e tu mi vedrai dalle spalle. Perché Dio si mostrò così a Mosè? Perché per vedere la gloria di Dio non dobbiamo distogliere lo sguardo dal Signore. Mosè doveva vedere Dio come l'unica guida della sua vita, e finché gli occhi di Mosè rimanessero sul Signore, Mosè vedeva la gloria di Dio. Così sono gli occhi della Chiesa. Quando i nostri occhi sono sul Signore, noi vedremo la gloria di Dio. Non vedremo soltanto la gloria di Dio nella nostra vita, ma vedremo la gloria di Dio nella nostra casa, vedremo la gloria di Dio nella vita dei nostri figli, vedremo la gloria di Dio nelle comunità dove noi svolgiamo il ministero, vedremo la gloria di Dio nelle città dove Dio ci ha messi, vedremo la gloria di Dio nella nazione dove noi lavoriamo per il Signore. Ma affinché i nostri occhi sono sul Signore. Fratello, sorella, ti invito veramente a ricantare questo canto con lo stesso desiderio che aveva Mosè.
Mosè aveva questo desiderio ardente nel suo cuore, era uno zelo acceso, gloria al nome del Signore. Permetti al fuoco dello Spirito Santo di riaccendere questo desiderio nel tuo cuore, di vedere la gloria di Dio. Allora io credo con tutto il mio cuore, mentre noi ricantiamo questo canto, per certo lo Spirito Santo riaccenderà in noi questa fiamma, riaccenderà in noi questo zelo. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. Mostrati a me, mostrami, Signore, la tua gloria, la tua gloria, ora. Oh, oh, mostrati a me, oh, mostrami, Signore, la tua gloria, la tua gloria, ora. Perché non c'è? Perché non c'è un altro Dio pari a te, tu sei l'onnipotente. Perché non c'è un altro Dio pari a te, tu sei l'onnipotente. Perché non c'è un altro Dio pari a te, tu sei l'onnipotente. Perché non c'è, perché non c'è un altro Dio pari a te, tu sei l'onnipotente. Mostrati a noi, Signore, mostrami, Signore, oh no, 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 la tua gloria, la tua gloria, ora. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro il mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello che ne ho fatto, quando riguardo a te, soltanto a te, Gesù. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quel che ne ho fatto, quando riguardo a te, soltanto a te, Gesù. Alleluia, grazie Signore, grazie Signore.
Grazie per la tua meravigliosa presenza, Gesù. Amen. Alleluia. Voglio invitare la sorella Joyce. Vieni avanti. Joyce è un membro della chiesa di Belluno. Anche lei collabora nella lode di Belluno. È una donna preziosa. È una donna preziosa non soltanto per il Signore, anche per la chiesa. Amen. E noi vogliamo ringraziare Dio per la sua vita, per il dono che Dio ha dato a questa donna. Ogni dono che porta frutto per la gloria di Dio, questo è edificazione per la chiesa. Amen. E noi vogliamo benedire la vita di Joyce nel nome di Gesù. Amen. Vieni. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Sono molto felice di essere qui oggi con voi, ma sono anche molto nervosa. Chi mi conosce sa che io ho una paura tremenda di parlare in pubblico. Come si chiama lei? La ragazza del playback? Jamil. Dietro le quinte di una chiamata, nell'angolo di una stanza chiusa, c'è un ministero in ginocchio che chiede a Dio di alleggerire il peso. Dietro le quinte di una chiamata, non vedo Paolo venire incoronato, ma vedo Paolo venir lapidato, che immortale in lettere solascitò. La chiamata potrebbe costarti la vita, ma è la tua garanzia, è la corona della giustizia. Tutto qui è temporaneo, più della fame e degli applausi. Ci sarà la gloria eterna di chi ha resistito e portato la croce. Vai cantando, vai predicando, non verrà dall'uomo la ricompensa, ma viene da Dio che ti sta guardando. E se piangi, continua ad adorare. Quando avrai finito il buon combattimento e conservato la fede, c'è gloria in cielo che ti sta aspettando. Oh, 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 oh. La chiamata potrebbe costarti la vita, ma è la tua garanzia, è la corona della giustizia. Tutto qui è temporaneo, più della fame e degli applausi. Ci sarà la gloria eterna di chi ha resistito e portato la croce. Vai cantando, vai predicando, non verrà dall'uomo la ricompensa, ma viene da Dio che ti sta guardando. E se piangi, continua ad adorare. Quando avrai finito il buon combattimento e conservato la fede, c'è gloria in cielo che ti sta aspettando. Chi ti ha chiamato ti sostiene, il tuo ministero sta portando frutti. C'è gloria in cielo che ti attende, c'è gloria in cielo che ti attende. La ricompensa Egli sta
sta preparando, ma vivi pienamente la chiamata. C'è gloria in cielo che ti attende, c'è gloria in cielo che ti attende. Chi ti ha chiamato ti sostiene, il tuo ministero sta portando frutti. C'è gloria in cielo che ti attende, c'è gloria in cielo che ti attende. La ricompensa Egli sta preparando, ma vivi pienamente la chiamata. C'è gloria in cielo che ti attende, c'è gloria in cielo che ti attende. Yeah. Vai cantando, vai predicando, non verrà dall'uomo la ricompensa, ma viene da Dio che ti sta guardando. E se piangi, continua ad adorare, quando avrai finito il buon combattimento e conservato la fede. C'è gloria in cielo che ti sta aspettando. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Aleluia. Ringrazio per l'opportunità. Alleluia. Ringraziamo Dio anche per queste parole meravigliose. Amen. Vale la pena servire Dio. Amen. Alleluia. Vale la pena perché c'è una gloria che ci attende. Amen. Alleluia. Voglio passare un attimo la parola al Pastore Victor e poi dopo continueremo. Iasi. Pace a tutti, gloria a Dio per questa opportunità, per il privilegio che abbiamo. E vorrei leggere il cerimoniale della missione. Allora, benvenuti fratelli e sorelle al nostro raduno nazionale. Siamo qui riuniti sotto una visione che non conosce confini, spinti da un comando che risuona nei secoli. E questo comando ci fa immediatamente alzare. Quando Dio chiama, il tempo dell'attesa finisce e inizia il tempo dell'obbedienza. Oggi celebriamo una storia, o possiamo dire, ricordiamo una storia di passi coraggiosi e di cuori pronti al sacrificio. Dal nord dell'Europa al cuore del Brasile. È 1910. Dalla fredda Svezia, due uomini, Daniel Berg e Gunnar Wingren, ricevettero una visione che sembrava folle agli occhi del mondo. Il Brasile. Non avevano risorse umane né economiche, ma avevano la certezza del mandato. Come l'Apostolo Paolo ricevette la visione del Macedone che gridava: passa e aiutaci. Così questi missionari svedesi si alzarono immediatamente. Attraversarono l'oceano per piantare un seme che non immaginavano che diventerebbe una grande foresta rigogliosa. Quella scintilla accesa oltre un secolo
è la stessa che arde oggi nei nostri cuori. Dal Brasile in Italia. Siamo nel 2015. Pastore Roberto, attuale presidente della missione in Brasile, con la visione missionaria, manda in Italia i primi missionari, perché il fuoco del Vangelo ha una particolarità, non può restare fermo. La missione che era stata ricevuta dagli svedesi divenne missione da dare. Questi missionari brasiliani, figli spirituali di quei sacrifici svedesi, hanno sentito il grido proveniente dall'Europa, dall'Italia. Senza esitazione hanno lasciato la propria terra per portare il fuoco della Pentecoste nelle nostre città. Pastore Altair Germano, la missionaria Elisabetta Assis e il suo figlio Paolo. È nata la Shea Damiti non come un'organizzazione, ma come un movimento di obbedienza. Dal Brasile all'Italia, il filo rosso della missione non si è mai spezzato. Siamo una visione in movimento. Dal 2015 a oggi il Signore ha confermato il suo mandato. Quello che era un piccolo seme è cresciuto. Oggi la Shea Damiti conta con 6 basi missionarie sul territorio italiano. Ogni base è un faro, ogni membro è una sentinella. Ma non siamo qui per guardare solo al passato. Il tema immediatamente si alzò è il nostro presente. La nostra priorità resta l'evangelizzazione. Non ci fermiamo alle basi conquistate, perché il mandato è chiaro, è di avanzare. Ci alziamo oggi, convinti che il mandato sia più urgente che mai. Come i pionieri del 1910 e i missionari del 2015, dichiariamo che tutti noi siamo in cammino, portando il Vangelo e pronti per rispondere: eccoci qua. Questa è la Shea Damiti. Dopo che loro hanno cercato di partire subito, Dio ha confermato i loro passi e come a noi Lui confermerà passo a passo per la sua gloria. Amen. Così, fratelli, oggi in questo raduno nazionale ricordiamo i nostri fratelli che hanno iniziato con le loro possibilità, diciamo così. Fratelli che non hanno esitato, che non hanno detto di no, anzi si sono messi pronti ad rispondere alla chiamata. E che così sia nella nostra vita, perché ci sono gente e terra da conquistare. Che tu ti alzi oggi, che in questo raduno la tua vita spirituale sia toccata e che una porta si apra, ma non al di fuori di te, ma dentro di te, una porta che si chiama Gesù. E Lui ci ha detto: senza di me
non potete fare nulla. Quindi che questa prontezza, questa obbedienza sia la fiamma che arde dentro di noi, senza guardare le difficoltà, senza guardare i problemi, le sfide, avanziamo per la gloria del Signore. Mettiamoci in piedi e dopo questa lettura di questo processionale, noi faremo una preghiera per il nostro pastore Roberto, per la missionaria Iraci, per la chiesa che è in Brasile, per la chiesa che è in Svezia e per i fratelli che sono lì in Svezia. Vogliamo mandare un saluto, non so se si può aprire la camera, e alziamo le mani così e mandiamo un saluto al nostro pastore Roberto e tutta la chiesa che è in Brasile, anche i fratelli che sono in Svezia. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. E noi facciamo una preghiera per loro e per tutta la missione in Italia, da Belluno a Pisa, a Monticerbole, a Firenze e a Verona. Preghiamo perché il Signore continui a benedire i nostri fratelli che conducono le basi missionarie nel timore del Signore. Amen. Io vorrei in questa preghiera invitare il nostro fratello diacono Jonathan Picardi per innalzare questa preghiera al Signore. Amen. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Noi ti ringraziamo questa sera per la possibilità di essere qui in questo luogo per adorare il tuo nome, per innalzare il tuo nome. Noi questa sera ti preghiamo affinché tu possa darci sempre forza, Signore, nella missione, che tu possa darci sempre forza, Signore, andando avanti, Signore, predicando, Signore, e ti prego, Signore, che tu possa, Signore, far sì che noi possiamo ricercare sempre di più le cose spirituali, Signore. Io ti prego, Signore, per i nostri fratelli in Svezia, Signore, io ti prego che tu possa provvedere per loro, Signore, io ti prego che la tua presenza sia sempre con loro, io ti prego di dare forza, Signore, io ti prego affinché loro possano continuare, Signore, nella chiamata che tu hai dato alle loro vite, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, per la Chiesa in Brasile, Signore, per il pastore Roberto, Signore, per sua moglie Iraci, Signore. Io ti prego, Signore, affinché tu possa continuare a dare forza alle loro vite, Signore, che tu possa continuare a dare saggezza alle loro vite, Signore, che tu possa continuare a dare discernimento, Signore, a ognuno di noi, Signore, affinché la missione possa continuare a andare avanti, Signore, camminando e avanzando nel nome di Cristo Gesù, Signore. Questa è la nostra preghiera, Signore. Non è una preghiera, Signore, materiale, Signore, ma è una preghiera spirituale, Signore, affinché, Signore, ogni cosa, Signore, ogni luogo che la pianta del nostro piede calpesterà, Signore, sia conquistato nel tuo nome, Signore, perché nel tuo nome c'è potenza, nel tuo nome c'è autorità, Signore. E io ti prego finché, Signore, ne possiamo camminare, Signore, con la certezza, Signore, che noi non siamo soli, Signore, non stiamo marciando da soli, ma stiamo marciando nel nome di Cristo Gesù, il Signore degli eserciti, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Amen. Amen. Vogliamo continuare il nostro programma. Vogliamo ringraziare Dio per la vita del pastore Renato, per la sua famiglia, per la sua suocera. Amen. Che Dio possa benedirli poderosamente. Pastore dell'Arca Missionaria in Germania, che ogni giorno è nelle nostre preghiere, è vero? Come dice il pastore Roberto, non sarai mai libero dalle nostre preghiere. Così per il pastore Renato non sarai mai libero dalle nostre preghiere. Pastore Antonio non sarai mai libero dalle nostre preghiere. Amen. E voglio ringraziare Dio anche per la vita del pastore Antonio, che lui opera in Albania. Che il Signore possa continuare a benedirlo e a usarlo potentemente in quella nazione. Noi crediamo che l'opera di Dio si estenderà sempre di più. Amen. Amen. E il regno delle tenebre deve indietreggiare e l'opera di Dio deve
avanzare. Gloria al nome del Signore. Amen. Allora vogliamo ascoltare la parola del Signore. Voglio invitare il pastore Renato che ci ministrerà la parola. Amen. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos esperar Sorella para traduzir. Gostaria de fazer a leitura de um texto em Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Fratelli, vorrei leggere con voi Atti 20 e 24. Dice così, Atti capitolo 20 versetto 24. Ma io non ne tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare l'Evangelo della grazia di Dio. Quem diz amém, Chi può dire amen? poder sentar. Potete accomodarvi. Eu agradeço estar aqui mais uma vez com os irmãos Ancora una volta io ringrazio per poter essere qui insieme ai fratelli e sempre me sinto tão bem aqui com os irmãos em Itália. e mi sento sempre molto bene con i fratelli qui in Italia. Nós hoje à tarde temos que meditar um pouco na importância de ter convicção no chamado di Deus em nossa vida. Vogliamo meditare oggi sull'importanza di avere la convinzione della chiamata di Dio nella nostra vita. E a figura-chave que está sendo utilizado é o apóstolo Paulo. E la figura chiave che utilizzeremo sarà l'apostolo Paolo. Se a irmã puder botar, irmã Jamile, a apresentação do PowerPoint. Se la sorella Jamili può fare la presentazione della diapositiva. É claro que o episódio que está sendo utilizado é o da visão que Paulo recebe para ir à Macedônia. L'episodio che sta essendo utilizzato è la visione che Paolo riceve per andare in Macedonia. Mas eu queria focar um pouco no começo da vida dele. Ma io vorrei focalizzare un po' sull'inizio della vita di Paolo. O que é que fazia esse apóstolo ter tanta convicção? Cosa faceva che l'apostolo avesse tanta convinzione? Porque eu acredito que todos nós temos aqui algum nível de convicção Perché io acerca da credo nossa che chamada. ognuno di noi abbiamo qui un livello di convinzione acerca della nostra chiamata. Mas esses níveis não são iguais. Ma questi livelli non sono uguali. Uns possuem mais convicção. Uni possiedono più convinzione, Outros talvez têm ainda uma baixa quantidade dessa convicção. altri magari hanno una bassa convinzione di questa chiamata. E isso vai sendo construído com o tempo Questo sarà costruito col tempo e com as experiências que nós vamos somando com Deus. e con le esperienze che noi sommiamo con Dio. E o que gerou tanta convicção no coração de Paulo, E cosa ha generato tanta convinzione nel cuore di Paolo? a ponto de ele equiparar a sua vida à obra de Deus. Appunto che lui mette in pari la sua vita e l'opera di Dio. Isso está sendo cada vez mais raro na Questo igreja. sta essendo ogni volta di più raro nella Chiesa. As pessoas estão cada vez mais dividindo a sua vida da obra de Deus. Le persone stanno dividendo la sua vita con l'opera di Dio. São pessoas que possuem pelo menos duas vidas. Sono persone che possiedono almeno due vite. Elas concedem uma parte da sua vida para Deus, Loro donano una parte della loro vita a Dio, desde que isso não interfira no restante da sua vida. se questo non interferirà nel resto della sua vita. E nós observamos isso, por exemplo, numa agenda de trabalho de igreja. E noi osserviamo questo, per esempio, in un'agenda
di un lavoro, un programma di chiesa. Há pessoas que não conseguem ter uma agenda intensa para Deus. Ci sono persone che non riescono ad avere un'agenda intensa per Dio. Eles enxergam a obra de Deus como uma filantropia, Loro vedono Carità. l'opera di Dio como uma caridade. come una carità. Se vira Deus como está fazendo uma obra social. Vedono come facendo un'opera sociale E não pode exigir-se muito dessas pessoas. e non si può esigere troppo di questo tipo di persone, Porque elas já dizem, você está querendo exigir muito de mim. perché loro dicono subito: ma voi volete esigere troppo di me? Eu tenho a minha vida, Io ho la mia vita, meus negócios. i miei negozi. Isso é muito comum de se ouvir hoje. Questo è molto comune di sentire oggi. E o que faz um homem dizer que a sua vida tem o mesmo valor da obra de Deus? E cosa fa dire l'uomo che ha la sua vita di uguale valore all'opera di Dio? Isso que Paulo disse quando estava com os obreiros da igreja em Éfeso. Questo che Paolo ha detto quando era con gli operai della chiesa a Efeso. Eu não tenho a minha vida por preciosa, Io non ho la mia vita come preziosa, desde que cumpra a minha carreira. che io possa compiere la mia carriera. E a palavra carreira aqui, queridos irmãos, não é essa palavra usada, por exemplo, para carreira de jogador de E futebol. questa parola carriera non è usata come per esempio la carriera di un giocatore a calcio, De um artista di un artista que vai tendo uma carreira famosa ao longo da che vida. fa una carriera di fama a lungo della vita. A palavra carreira aqui está muito parecida com Hebreus 12, La parola qui è simile a quella di Ebreo 12, que fala de trajetória cristã. che parla di un tragitto, di un sentiero cristiano. E a trajetória cristã é sinônimo de sofrimento. E la traghettoria cristiana è sinonimo di sofferenza. Outra palavra que foi corrompida no nosso meio Un'altra parola che è stata corrotta in mezzo a noi é ministério. è il ministero. Paulo fala aqui que ele quer cumprir a sua carreira Paolo parla qui che lui vuole compiere la sua carriera e o ministério. e il ministero. Ministério não é status, Il ministero non è status, nenhuma patente. non è una patente. Ministério aqui significa serviço. Il ministero qui significa servizio. Então nós temos um homem que está dizendo: Quindi noi abbiamo un uomo che sta dicendo: não há nada mais importante na minha vida non c'è niente più importante nella mia vita do que cumprir o meu sofrimento che compiere la mia sofferenza e fazer o meu serviço. e fare il mio servizio. Se pregarmos isso em certos círculos ditos cristãos, Se predichiamo questo in diversi posti che diciamo che sono cristiani, as pessoas vão se levantar e vão embora. le persone si alzeranno e andranno via. O que é isso que Deus tem reservado para mim? Cosa è questo che Dio ha riservato a me? Sofrimento e trabalho? Sofferenza, il lavoro? Aí você quer demais. Ah, allora vuoi troppo. Porque as pessoas não querem sofrer Perché le persone non vogliono soffrire e nem querem trabalhar. e non vogliono lavorare. Eu estou falando de maneira geral. Io sto parlando di un modo generale. É claro que há exceções. Certo che ci sono eccezioni. E tomara que nós sejamos exceção. E magari siamo noi l'eccezione. Mas Deus é quem conhece os corações. Ma Dio conosce i cuori De gente que faz di persone che fanno, e gente que faz. persone che fanno. Tem gente que faz, mas com reserva, Ci sono persone che fanno ma con riserve, com parcelas, con a rate, com limites. con limiti. Olha, se eu for de manhã Guarda, se io andrò non la scego di mattina, tardi. io non ci sarò il pomeriggio. e se for à tarde, E se io andrò di pomeriggio, não dá para ficar à noite. io non posso rimanere la sera. E os 3 turnos, Tre turni, eu acho que eu desmaio. io penso che io svengo. 2 dias seguidos não dá para mim. 2 giorni in seguito non posso. Escolha ou este ou aquele. Devi scegliere o oggi o domani o questo E o a gente quello. vai criando parcelas para Deus. E noi cominciamo a ratterizzare le cose per Dio. O que faz alguém ter tanta convicção Cosa fa che uno abbia così tanta de convinzione não enxergar a sua vida di non vedere la sua vita com nenhum outro propósito con nessun altro proposito que não cumprir se non di compiere caminho de sofrimento una strada di sofferenza e de serviço? e di servizio? Com certeza é o nível de aproximação com quem Ele chamou. Sicuramente è il livello di avvicinamento con quello che lo ha chiamato. Se nós não tivermos
um nível de intimidade com quem nos chamou, se noi non avremo un livello di intimità con quello che ci ha chiamato, qualquer coisa nos distrai. qualsiasi cosa ci distrae. Coisas boas Cose buone e coisas ruins. e cose non buone. Há pessoas que têm saído da caminhada Ci sono persone che sono usciti dalla strada por causa de coisas ruins que lhe acontecem. per causa delle cose cattive che li hanno Irmão, successe. cadê você? Fratelli, ma dove sei? São as lutas desta vida. Sono le lotte di questa vita. Outros você pergunta, irmão, cadê você? Altri domandi, ma fratello dove sei? Ah, eu estou desfrutando da bênção. Ah, ma io sto usufruendo della benedizione. E há aqueles que se afastam por bem ou por mal. E ci sono quelli che si allontanano sia per il bene che per il male. Mas o que faz alguém Ma cosa fa che uno viver situações ruins viva situazioni cattive ou situações maravilhosas oppure situazioni meravigliose e permanecer no centro de um e propósito? rimanga al centro di un proposito É ter a convicção de que ele chamou e avere la convinzione di chi lo ha chiamato e para que ele chamou. e perché lo ha chiamato. E um dos chamados mais lindos da Bíblia é o de Saulo. E una delle chiamate più belle della Bibbia è quella di Saulo. Porque se nós formos olhar para uma visão humana, Perché se noi guardiamo una visione umana, Saulo perdeu, como eu poderia dizer, Saulo ha perso, ele come posso perdeu dire, a agenda, lui ha perso agenda. o apontamento do dia que era para ser chamado. Lui ha perso l'appuntamento del giorno. Por que eu digo isso? Perché dico questo? Porque Paulo foi chamado para ser apóstolo. Perché Paolo è stato chiamato per essere apostolo. Ele escreve isso nas suas cartas, dizendo que ele foi chamado para Lui esse scrive questo nelle sue carte. trabalho. Mas para ser apóstolo era preciso 3 requisitos. Ma per essere apostolo è necessario 3 requisiti. Hoje as pessoas se autodenominam apóstolo por aí. Oggi le persone si chiamano apostoli, Mas isso talvez é uma falta de conhecimento bíblico. ma questo magari è una mancanza di conoscenza biblica. Talvez acham bonito este nome. Magari vedono bello questo nome. Mas para ser apóstolo era preciso 3 critérios. Ma per essere apostolo è bisogno di compilare questi 3 punti. Era necessário ter sido chamado pessoalmente por Jesus. Aveva bisogno di essere trovato personalmente con Gesù. Era preciso ter convivido com ele durante o seu ministério terreno. Doveva convivere con lui durante il suo ministero terreno E ter sido testemunha ocular da ressurreição. e essere un testimone oculare della sua risurrezione. Aqueles 12 discípulos, Quelli 12 discepoli que são considerados apóstolos, che sono considerati apostoli cumpriram esses 3 hanno requisitos. compiuto questi 3 punti. Porém, evidentemente que Paulo não tinha mais como cumprir. È evidente che Paolo non aveva come compiere più. Porque enquanto Jesus exerceu seu ministério terreno, Perché mentre Gesù faceva il suo ministero terreno, Paulo não estava nem aí para essa história de Jesus. Paolo non voleva sapere per questa storia di Gesù. E depois que o Senhor morreu, ressuscitou e subiu ao céu, E dopo che lui è morto, risuscitò e è andato in cielo, e o cristianismo começou a ser propagado, e il cristianesimo ha cominciato a essere propagato, Paulo transformou isso de motivo Paolo ha trasformato questo di motivo para aplicar a sua religiosidade. per applicare la sua religiosità. Então não tinha como voltar no tempo Quindi non c'era possibilità di tornare nel tempo e cumprir esses 3 e requisitos. compiere questi 3 requisiti. Mas Deus havia chamado ele para ser apóstolo. Ma Dio aveva chiamato lui per fare apostolo. E havia ainda um requisito que poderia ser E c'era contemplado. ancora un requisito che poteva essere raggiunto. Não dava mais para ser testemunha ocular da ressurreição. Non si poteva più essere testimoni oculari della risurrezione. Não dava para voltar no tempo e caminhar com Jesus no Non ministério poteva terreno. tornare dietro e camminare con Gesù nel suo ministero terreno. Mas Jesus ainda podia chamar ele Ma pessoalmente. Gesù poteva ancora chiamarlo di persona. É por isso que nasce Atos capítulo È 9. per questo che nasce Atti capitolo 9. E eu trouxe aí uma figura porque existem vários quadros sobre a conversão de Saulo. E io ho portato questa figura per vedere l'immagine per la conversione di Paolo. É um quadro mesmo que foi pintado por um pintor espanhol. È un quadro che è stato dipinto per un spagnolo, A conversão de un Saulo artista spagnolo. scusa. é tão marcante que até o mundo artístico fez registros disso. Anche il mondo artistico ha fatto le registrazioni di questo evento. Porque quem era a pessoa que iria entregar um panfleto para Saulo e dizer, olhe, leia isso aqui
E Jesus tem um plano na sua vida e Perché quer chi lhe era la salvar. persona che poteva prendere un volantino e dare a Paolo e dire leggi questo qui perché Gesù ti vuole salvare. Paulo ia, no mínimo, rasgar o folheto. Paolo sicuramente dovrebbe strappare questo volantino. E de repente jogar na pessoa que estava lhe entregando. E all'improvviso buttare su questa persona, addosso alla persona che l'ha Isso consegnato. seria o mais suave da reação que ele poderia ter. Questo poteva essere la reazione più leggera che lui potrebbe avere. Ou coisas piores aconteceriam ao O evangelista. cose molto peggiori potevano succedere all'evangelista. Então quem era que ia evangelizar aquele homem, irmãos? Quindi chi poteva evangelizzare quell'uomo, fratelli? Se Lucas escreve Atos 9 dizendo que Saulo era como uma fera. Se Luca descrive Saulo come una fera, Veja Atos 9. una bestia. Atos 9 diz Atti 9 dice que ele respirava ameaças. che lui dice che lui respirava minacce, Ameaças e mortes. minacce e morti. E esse versículo, na palavra original, fala de um animal que está Quindi bufando. questo versetto nell'originale parla di una bestia che è feroce. Isso, um animal feroz que quer tragar a Un presa. animale feroce che vuole ammazzare la presa. É assim que Lucas descreve Saulo. È così che Luca descrive Saulo, Um leão feroz. un leone feroce. Mas quando Jesus chegou, Ma quando Gesù è arrivato, esse leão feroz che ha detto leone feroce, ficou um gatinho muito dócil. e lui è rimasto un gattino. É por isso que em caminho de Damasco, È per questo che nella strada di Damasco Jesus diz: Eu vou marcar um encontro com este Gesù homem. ha detto io fisserò un incontro con Eu questo vou uomo. falar diretamente Io com parlerò ele. direttamente con lui. E indo no caminho, E andando questa strada perto de Damasco, vicino a Damasco, de repente, all'improvviso uma luz do céu una luce del cielo cercou Saulo, ha cercato e Saulo, caindo em è terra, caduto per terra, porque Deus coloca alguém também no chão. perché Dio mette anche qualcuno Deus per apenas terra. não levanta Dio non pessoas. alza soltanto. Ana cantou que ele também desce pessoas. Anna ha cantato che lui anche abbassa le persone. Ele é o Deus que Lui è exalta, il Dio che innalza, mas também humilha. ma è il Dio che umilia. E antes de exaltar E Saulo, prima di esaltare ele Saulo, humilhou aquele homem, lui ha umiliato quell'uomo, humilhou o seu ego. umiliato il suo ego. Interessante que Jesus não tinha falado ainda nada. È interessante che Gesù non aveva ancora parlato niente. Só a luz de Jesus Soltanto la luce di Gesù derrubou aquele homem no chão. ha buttato quell'uomo per terra. Porque a glória de Deus, Perché la gloria di Dio, que ha sido cantada aqui, che era cantato qui, ela tem poder para nos levantar. c'è potenza per alzarci, Mas ela também tem poder para nos colocar no chão. ma anche c'è potenza per buttarci per Todos terra. os homens que se depararam com a glória de Deus Tutti gli uomini che hanno visto la gloria di Dio caíram no chão. sono caduti per terra. Há muitos cultos por aí Ci sono tanti culti que a glória faz as pessoas voarem. che la gloria fa con le persone volino. Mas a glória de Deus, Ma la gloria di Dio, a palavra glória, la parola gloria significa peso. significa peso. E alguns até falam, eu sinto um peso de glória. E alcuni anche parlano, io sento un peso di É gloria. até uma redundância, Cioè è come una repetição. redundanza, mas é didático. ma è didattico. A glória tem um peso. La gloria c'è un peso E nós não suportamos este e peso. noi non sopportiamo questo peso. A gente agora consegue sentir essa glória Noi riusciamo a sentire questa gloria sem cair, senza cadere, porque também estamos cheios da graça. perché siamo anche pieni della grazia. E aí a graça nos dá força para suportar o peso da Quindi glória. la grazia ci dà forza per sopportare il peso della gloria. Saulo ainda não tinha graça. Saulo non c'era ancora questa grazia. Ele só tinha conhecimento, Lui c'era la conoscenza, inteligência. l'intelligenza. Era um homem muito culto, Era un uomo molto culto, mas não tinha graça de ma Deus. non c'era la grazia di Dio. Quando se deparou com a manifestação da presença de Jesus, Quando ha visto la manifestazione della presenza di Gesù, cai no chão. cade per terra. E depois da luz, E dopo della luce vem a voz. viene la voce. Saulo, 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 por que me persegues? perché mi perseguiti? No versículo 5 ele faz uma pergunta. Nel versetto 5 fa una domanda. Uma pergunta curta. Una piccola domanda. Quem és, Senhor? Chi sei, Signore? Ele está perguntando quem é. Lui sta domandando chi sei, Mas ao mesmo tempo ele está usando um termo chamando a pessoa com quem ele fala ma allo di stesso Senhor. tempo sta usando un termine
chiamando la persona che lui parla di Signore. Ele não sabia exatamente quem era que estava falando no meio daquela luz, Lui non sapeva esattamente chi parlava tramite quella luce, mas ele suspeitava. ma lui sospettava E sabia e sapeva que era alguém maior do que che ele. era qualcuno più grande di lui. Esse homem, irmãos, Questo uomo estava no topo da fratelli, hierarquia. era lì in cima della gerarchia. Ele estava acostumado de olhar para as pessoas assim. Lui era abituato a guardare le persone così. Mas naquele dia, Ma in quel giorno chegou alguém è arrivato qualcuno que fez ele olhar para che ha si. fatto lui Aleluia. guardare su. É por isso que eu gosto muito deste Per quadro. questo mi piace tanto. É questo claro que quadro. ele tem elementos artísticos. È certo che ci sono degli elementi artistici. Não é uma representação fiel da Bíblia. Non è una rappresentazione fedele Os della irmãos Bibbia. sabem disso. I fratelli sanno. Mas eu gosto porque nós vemos ali um Paulo humilhado, Ma mi piace perché vediamo qui un Paolo umiliato, anestesiado, anestesiato, amparado pelos seus companheiros, amparato dai suoi compagni que também eram algozes, eram vilões. che erano come lui. E ali nós temos a figura de Jesus, era uma influência católica romana, claro. E lì abbiamo la figura di Gesù con un'influenza cattolica romana, ovviamente. A Bíblia diz que não foi Jesus que apareceu, mas somente a luz. La Bibbia non dice che Gesù è apparso, ma la luce. Mas eu gosto deste quadro Ma mi piace questo de um quadro pintor espanhol, di questo pittore spagnolo, Bartolomeu Umbrídio. Bartolomeo, É do século 17 este quadro. del secolo XVII. Porque ele retrata Paulo como deve ter ficado. Perché lui ci fa vedere Paolo come probabilmente è rimasto, Caído. caduto, Ficou sem sua força, senza forze, sem o seu ego. senza il suo ego. O homem se esvaziou, irmão. E lui si è svuotato, O fratello. homem que chegava e todos se assustavam, Lui che arrivava e tutti si spaventavano, agora ele é que está assustado. ora lui che è spaventato. E Jesus não aliviou, não. E Gesù non ha preso alla leggera. Esse Jesus que está falando com Saulo Questo aqui, Gesù che sta parlando con Saulo não qui, é esse Jesus que os progressistas estão pintando aí non fora. è questo Gesù che i progressisti dipingono fuori. É o Jesus que bota o homem no canto da parede. È un Gesù che metti gli uomini accanto al muro E que confronta este e homem. confronta questo uomo. Esse Jesus consola, Questo Gesù consola, mas antes ele confronta. ma prima lui confronta. O fato de Saulo já ir se humilhando e dizendo: eu não sei quem está falando, mas eu já vou logo chamar de Senhor para ver se alivia aqui. Il fatto di Paolo dire ma io non so chi sta parlando, ma io mi umilio e chiamo subito di Signore che mi sta parlando qui. Jesus disse: não, eu sou Jesus. Gesù ha detto ma io sono Gesù, E eu sou a quem tu persegues. sono io a che tu perseguiti. Jesus dá a ele o nome que ele merece. Gesù dà a lui il nome che lui lo merita. Tu és um Tu perseguidor. sei un perseguitore. E não só isso. E non solo questo. Jesus chama ele de touro brabo. Gesù lo chiama di toro, Sim, um touro brabo, feroz. toro feroce. E não é só Lucas que diz que Saulo tinha essa característica animal. Non è solo Luca che parla di questa caratteristica di Paolo, O próprio Jesus chama Paulo assim. anche Gesù lo chiama così. Se fosse hoje, iam acionar aí algum ministério de direitos humanos? Magari se fosse oggi qualcuno dovrebbe azionare il Ministero dei diritti umani. Iam processar Jesus? Potevano mettere in processo, fare processo contro Gesù Por constrangimento? per constrangimento. Mas Jesus agora vai dizer: Saulo, Ma Gesù dice, tu Saulo, é brabo. tu sei feroce. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 5, capítulo 9. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Um instrumento que se bota no boi, um espeto na Un canga, não é? strumento che si Como fosse um mette colar, è com come espetos. Mamma mia. È come una collana che si mette nel bue, Para que quando o animal Del queira cavallo. sair da rota, perché quando l'animale vuole uscire dalla strada, quando ele quiser ficar brabo, quando lui si agita aquele espeto lhe perfura e quello bastone lo perfora e aí ele volta a ficar manso. e lui torna a essere manso, a essere tranquillo. Jesus já tinha colocado esse pungoli, né? Pungolo. Gesù aveva già messo questo pungolo Em Saulo.
a Saulo. Ele já estava sentindo que Deus tinha um caminho para Lui ele. sentiva già che lui aveva una strada Mas ele per lui. estava resistindo. Ma lui resistiva ancora. Porque tem gente, irmãos, Perché ci sono persone, fratelli, que Deus usa só uma agulha assim no dedo mindinho. che Dio usa soltanto un ago in questo dito qua. Ele já se rende. E questa persona si rende. Amém, Senhor. Amen, Signore. Eu farei o que tu Io queres. farò quello che vuoi. Mas tem outros Ma ci sono altri que o espeto perfura o che il pescoço pungolo perfora il collo e ele ainda não se rende a Deus. e ancora non si rende a Dio. Há níveis diferentes de quebrantamento. Ci sono livelli diversi di arrendersi. Mas talvez os irmãos vão de concordar comigo Ma magari i fratelli saranno d'accordo con me que pessoas que geralmente foram muito duras para se dobrar ao Senhor, che persone che magari hanno il collo duro per piegarsi davanti al Signore por causa mesmo de sua personalidade, per causa della sua stessa personalità, quando definitivamente são quebrantadas, quando definitivamente si arrendono, gera nelas uma grande convicção, uma firmeza de genera fé. in loro una vera convinzione, una fermezza di fede. Esse homem já estava sendo espetado por Jesus Questo uomo stava essendo già appunto da Gesù e era resistente a se quebrantar. e era resistente all'arrendersi. Mas só foi Jesus abrir assim a janela do céu e mostrar o raio de luz. Ma è bastato che Gesù ha aperto un po' la finestra del cielo e ha dato un po' di luce E falar com ele duas frases e parlare con lui due frasi que o homem já era outro. che l'uomo era già un altro. Aleluia. Talvez nós vamos passar a vida toda evangelizando. Magari passeremo tutta la vita evangelizzando Vamos usar de uma boa teologia, e useremo una buona teologia, recursos evangelísticos. risorse evangelistici E às vezes até nos cansamos. e a volte ci stanchiamo, Mas não devemos esquecer. ma non dobbiamo Pode ser o coração mais endurecido. che il cuore può essere quello più duro. Os olhos podem ser os mais cegos. Gli occhi possono essere i più ciechi Os ouvidos podem ser os mais surdos. e le orecchie possono essere quelle più sorde. Pode ser o espírito mais Può resistente à voz de essere lo Deus. spirito più resistente alla voce di Dio. Mas quando Deus Ma fala, quando Dio parla, quando Jesus marca o encontro, quando Gesù fissa un incontro, todo o coração endurecido deve ser tutti quebrantado. i cuori duri devono essere rotti. Queridos irmãos, Cari fratelli, versículo 6. versetto 6. Este homem está tremendo. Questo uomo sta tremando. Esse homem está atônito, assustado. Lui è attonito, è spaventato. E aquele que não queria fazer a vontade de Deus, E quello che non voleva fare la volontà di Dio agora está chamando Jesus de Senhor. sta chiamando Gesù di Signore. Esse que disse: Eu não quero que fale o nome desse homem, Questo che ha detto io non voglio che parli in nome di questo uomo. agora está batendo continência em reverência e Ora chamando ele de fa Senhor. reverenza e chiamando lui di Signore. E não somente isso, E non soltanto questo. porque Jesus não quer a gente apenas chamando-o de Senhor. Perché Gesù non ci vuole soltanto chiamando lui di Signore. Muita gente chama Jesus de Senhor, Tante persone chiamano Gesù di Signore. principalmente na hora dos louvores, Principalmente nel momento della lode. que a música nos ajuda Che la musica ci aiuta. e nós emitimos palavras E bonitas noi para emitiamo Ele. parole belle per lui. E isso não é inútil, E questo non è inutile. faz parte da vida cristã. Fa parte della vita O cristiana. louvor e a adoração. La lode e l'adorazione. Mas Ele não quer só isso de Ma nós. lui non vuole solo questo da noi. Ele quer que a gente use essas palavras bonitas Lui vuole che noi usiamo queste belle parole e associe com prática. e mettiamo insieme alla pratica. Ele está chamando Jesus de Senhor Lui sta chiamando Gesù di Signore e está perguntando uma frase e sta domandando una frase que a gente ama ouvir Deus falar pra gente. che noi amiamo, che Dio parli a noi. Mas nessa tarde é nós que devemos falar Ma para questa Ele. sera noi dobbiamo parlare a Lui. Que queres que eu te faça? Cosa vuoi che io ti faccia? Aleluia. Quantas pregações nós não ouvimos? Quante prediche non abbiamo mai Do cego de sentito? Jericó. E del cieco di Gerico. E Jesus dizendo para ele: Que queres que eu te E faça? Gesù dicendo a lui: cosa vuoi che io ti faccia? E a gente chora, E noi piangiamo. se arrepia. Vieni i brividi. Quando dizemos: Jesus está falando para você Quando também. diciamo Gesù sta parlando anche a te. Que queres que eu te Cosa faça? vuoi che io ti faccia? É de Deus. È di Dio. Receba esta palavra. Riceva questa parola. Mas hoje,
Però oggi devemos inverter o rumo desta frase. dobbiamo capovolgere questa frase. Não é Jesus que está nos perguntando Non è isso. Gesù che ci sta domandando. Nós é domandando que questo. devemos olhar para Ele. Noi che dobbiamo guardarlo. E no meio da nossa adoração, E in mezzo alla nostra adorazione perguntar o que é que tu queres de mim. domandare cosa vuoi da me. O que eu posso fazer para ti, Cosa Senhor? posso fare a te, Qual é o Signore? meu chamado? Qual è il mio chiamato? Qual é o teu propósito em minha vida? Qual è il tuo proposito nella mia vita? Queridos irmãos, esta é a primeira pergunta que um cristão deve Cari fazer. fratelli, questa è la prima domanda Quando che dobbiamo aceitar a fare. Cristo como Senhor, Quando accettiamo Gesù come Signore, eu já devo me interessar qual é o propósito dele para a minha io devo vida. interessarmi qual è il suo proposito per la mia Tem vita. pessoas que passam 3 meses na igreja, Ci sono persone che stanno 3 mesi in chiesa, ano, un anno, uma década, una decada, estão aqui dentro che sono dentro della chiesa e ficam pendurados nas paredes. e sono appesi alle mura. Ore por mim, irmão, Prega per me, para eu fratello, descobrir qual é o meu chamado. perché io scopra qual è il mio chiamato. Parece que só vai descobrir depois que chegar lá nas bodas do Cordeiro. Sembra che scoprirà soltanto dopo che arriverà alle botte dell'agnello, alle nozze. Cadê, meu filho, as tuas obras? Dov'è, figlio, le tue opere? Ah, Senhor, eu não fiz nada porque ninguém me disse o que era para eu Ah, fazer. Signore, io non ho fatto nulla perché nessuno mi ha detto cosa dovevo fare. Não é o pastor que diz qual é o seu chamado. Non è il pastore che dice qual è il tuo Não é o chiamato. missionário. Non è il missionario. Não é o professor do Non è il discipulado. professore del discepolato. A quem foi que Paulo perguntou o que ele deveria fazer? A chi Paolo ha domandato cosa lui doveva fare. Não foi aos apóstolos. Non è stato agli apostoli, Não foi à liderança da igreja. né alla leadership della chiesa. Ele disse, já que eu estou aqui, Lui ha detto, già che io sono qui, mesmo tremendo, anche se tremo, quase desmaiando, quasi che eu vou fazer svenendo, logo a pergunta mais importante. io farò la domanda più importante. Qual é a tua vontade na Qual minha è la vida? tua volontà nella mia vita? Ele poderia dizer assim, Lui poteva dire così. eu não estou em condições de conversar, Jesus. Io non ho condizione di parlare, Gesù. Deixa primeiro eu recuperar as minhas emoções. Lascia che prima io recuperi le mie emozioni. Todo dia, Tutti i giorni, toda hora, tutte le ore. é hora de servir a Deus. È ora di servire a Dio. Nós não podemos perder mais tempo, queridos irmãos. Non possiamo più perdere tempo, fratelli. Tremendo e atônito, Tremando e attonito, perguntou ao ha Senhor, domandato il Signore, o que queres que eu faça? cosa vuoi che io faccia? É interessante que Saulo ou Paulo se tornou um ícone da fé cristã. È interessante che Paolo, è diventato un icone della fede cristiana. E antes desse encontro com Cristo, ele era um ícone da fé judaica. Prima di questo incontro con Cristo, lui era un icone della fede giudaica. Ele escreve a carta aos Filipenses Lui scrive la lettera ai Filippesi e ele descreve o seu currículo, e descrive tutto il suo curriculum, mostrando que ele era um ícone da fé judaica. facendo vedere che lui era un icono della fede giudaica. Só que agora Deus quer torná-lo um ícone da fé cristã. Ma ora Dio vuole che lui diventi un icone della fede cristiana. E Paulo tinha um currículo. E Paolo aveva un curriculum. Havia algo ali que poderia ser aproveitado, C'era qualcosa lì che doveva essere approfittato. mas havia muito ali que não iria servir para a nova caminhada. Ma c'era tanto anche che non servirebbe per la sua camminata. E quando nós encontramos Saulo se convertendo, Quando noi troviamo lui convertendosi, alguém que talvez não fez uma leitura mais cuidadosa das magari Escrituras, qualcuno che non ha letto con cura la parola, pode pensar que agora Paulo já se tornou um missionário, può pensare che subitamente Paolo è diventato un um missionario, apóstolo, un apostolo, chegando nas igrejas e pregando. arrivando nelle chiese e predicando. Não, houve um caminho ainda de preparo. No, è stata una strada di preparazione. Poderíamos dizer que foi um caminho de desintoxicação. Possiamo dire che è stata una strada di detox, E esse detox, di intossicazione. essa palavra é difícil. Desintossicazione. E ele, o que era que ele teria que se desintoxicar? Di cosa lui doveva desintossicarsi? Do próprio ego dele. Del suo proprio ego. Paulo estava muito cheio de si. Paolo era troppo pieno di sé E agora precisaria estar muito cheio de Deus. e ora aveva bisogno di essere molto pieno di Dio. Há pessoas que chegam aqui, Ci sono persone che arrivano qua, aqui quando eu digo igreja de maneira qui geral, quando dico è chiesa di un modo generale, muito cheias de si. tanto piene di sé. E é claro que todos nós temos algo que Deus vai usar. E ovviamente ognuno di noi abbiamo qualcosa che Dio userà. Mas na obra de Deus não é lugar de homens cheios de si, Ma nell'opera di Dio non ha posto per uomini pieni di sé, mas de homens e mulheres cheios de Deus. ma di uomini e donne pieni di Dio. E eu só posso estar cheio de Deus se primeiro esvaziar-se de E mim. io posso soltanto riempirmi di Dio se prima io mi svuoto.
Escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, Scrivendo ai Filippesi, capitolo 3, versículo 5, versetto 5, ele começa a ler o seu currículo. lui comincia a leggere il suo curriculum. Veja algumas características da vida dele no versículo 5 e 6. Vediamo alcune caratteristiche nel versetto 5 e 6. Sono stato circonciso l'8° giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei. Quanto alla legge, fariseo. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia che è nella legge, irrepreensibile. Olha só, hebreu de hebrei. Ele se considerava o hebreu da gema, assim, puro. Ebrei di ebreo. Lui si considerava un ebreo puro, Da linhagem do rei Saul. della linea del re Saul. Alguém considerado perfeito na sua religião. Qualcuno considerato perfetto nella sua religione. Homem de altíssimo conhecimento teológico. Un uomo di un'alta conoscenza teologica. Uma referência para os seus seguidores. Un riferimento per i suoi seguaci. O nome de Saulo Il nome di Saulo fazia as pessoas lembrarem faceva che le persone si ricordassero modelo a ser seguido di un modello a essere seguito. no tocante à fé judaica. È quello che parliamo della fede giudaica. Mas veja o que esse homem diz no versículo 7. Ma vediamo cosa lui dice nel versetto 7. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. O que ele considerava máximo se tornou mínimo. Quello che lui considerava massimo è diventato minimo. E aqui nós temos um breve mapa, E qui noi abbiamo un breve mappa, onde podemos entender um pouco o percurso de vida que este homem teve nos anos iniciais do seu ministério. parla dei primi anni del suo ministero. Paulo teve paciência consigo mesmo Paolo ha avuto pazienza con se stesso e passou a dedicar-se em tempo a sós com Deus. e ha cominciato a dedicare tempi con Dio. Muitas pessoas veem a fé cristã Tante persone vedono la fede cristiana e já querem rapidamente alcançar altos postos. e vogliono velocemente raggiungere alti posti. Mas nós precisamos lembrar que na fé cristã, Ma noi abbiamo bisogno di ricordare che nella fede cristiana subir é descer, salire e scendere, perder é ganhar, perdere e guadagnare, viver é morrer. vivere e morire. O reino de Deus é diferente. Il regno di Dio è diverso. Então todo esse conhecimento que ele tinha, Quindi tutta questa conoscenza che lui aveva, toda esse status tutto questo status precisava agora ser mudado doveva essere cambiato para o que Deus tinha para ele. per quello che Dio aveva per lui. Os irmãos já sabem disso. I fratelli sanno già di questo. Paulo se encontrou com Jesus nessa linha azul indo para Damasco. Paolo si è trovato con Gesù dove c'è questa freccia blu verso Damasco. Vivia aqui no litoral com a sua família em Viveva Tarso, nel litorale con la sua famiglia, onde estudou aos pés de Gamaliel, dove ha studiato ai piedi di Gamaliel, onde se tornou uma referência dove judaica. è diventato un riferimento giudaico. Mas neste caminho azul, Ma in questa strada blu a sua vida mudou. la sua vita è cambiata. E para onde Saulo foi? E dove andava? Este caminho andato? verde, esta seta verde, Questa freccia verde. veio se refugiar no deserto da Lui è Arábia. andato a rifugiarsi nel deserto dell'Arabia. E aqui ficou por 3 anos, E qui è rimasto em durante 3 completo anni, anonimato. in completo anonimato. Se encontrou com Jesus. Si è trovato con Gesù. Poderia ter pego bem num modo assim, bem do Brasil, por exemplo. E poderia, di un modo brasiliano, per esempio, Pegar um carro de som lui poteva prendere e sair falando pelas ruas. una macchina con quello megafono Olha, aqui estou eu. e uscire sulla strada e dire eccomi Jesus qua. acabou de aparecer para mim. Gesù è apparso per me E eu sou o mais novo apóstolo. e io sono il più nuovo Ou apostolo. ter criado uma conta no Instagram, Oppure poteva fare un account su feito Instagram, logo um novo perfil, un nuovo profilo botado logo na sua, lá na sua bio, e mettere nella sua bio o mais novo apóstolo de il Jesus, più nuovo apostolo di Gesù. marcado uma live, Poteva fissare una live e não perca o que eu tenho para dizer a vocês. e dire non perdere quello che io ho da dirvi. Vou contar o que Jesus disse para mim que não disse para mais ninguém. Racconterò quello che Gesù mi ha detto che non ha Nada detto a disso. nessun altro. Ma Ele non ha foi fatto ter questo. o que ele não tinha ainda. Ele foi em busca de tempo a sós com Deus. Lui è andato a cercare quello che non aveva ancora. E aonde é que a gente tem tempo a sós com Deus? Tempo da solo con Dio, E Em noi desertos.
Dove possiamo avere questi incontri? Nei deserti. Os grandes homens de Deus tiveram tempo a sós com Deus. I grandi uomini di Dio hanno avuto tempi da soli con Dio. Como igreja, precisamos de tempo congregacional, Come Chiesa noi dobbiamo avere tempi tempo de congregazionali, comunhão, tempo di comunione, usarmos os dons. usare i doni. Precisamos estar aqui contribuindo para o crescimento uns dos outros. Dobbiamo contribuire con la crescita uno degli altri. Mas todos nós Ma tutti noi precisamos ter tempo a sós com Deus. abbiamo bisogno di avere tempo da solo con Dio. Foi esse tempo que Saulo teve no deserto da È Arábia. stato questo il tempo che Paolo ha avuto nel deserto E dell'Arabia. aqui, queridos irmãos, E qui, cari fratelli, esse homem com certeza passou tempo orando, questo uomo sicuramente ha passato dei tempi in preghiera, jejuando, digiuno, relendo as escrituras. leggendo la parola. E aqui Deus foi temperando E qui Dio ha condito, o conhecimento que ele tinha, Dio lo ha condito, la conoscenza che lui puramente técnico, aveva puramente tecnica com unção. con unzione. Porque na igreja, Perché nella Chiesa por vezes, nós temos dois polos. a volte abbiamo due polli. Aqueles O que supervalorizam o conhecimento quelli che valorizzano troppo la conoscenza e esquecem da unção. e si dimenticano della unzione. Ou os que querem ser muito espirituais O quelli che vogliono essere troppo e spirituali supervalorizam a unção e sopravvalutano l'unzione e esquecem o conhecimento. e si dimenticano della conoscenza. Mas foi aqui nesse deserto Ma è stato qui in questo deserto que este homem conseguiu juntar conhecimento e che unção questo uomo è riuscito a unire conoscenza e unzione. em vida devocional com Deus. Vita devozionale con Dio. E aqui depois deste deserto, E dopo questo deserto ele começa a marchar de volta para lui Jerusalém, torna a Gerusalemme, onde vai ser viver a sua primeira perseguição. dove vivrà la sua prima persecuzione. Aquele que vivia perseguindo o povo, Quello che perseguitava le persone agora vai ter que fugir num elevador improvisado. ora dovrà scappare nell'ascensore improvvisato. Um cesto com cordas, Un cesto con le corde. porque o rei já queria lhe matar ou Perché il prender. re voleva ucciderlo. Mas Deus vai fazendo com esse homem uma nova história. Ma Dio fa con questo uomo una nuova storia. Ele chega em Jerusalém, Arriva in Gerusalemme, conhece Pedro e Tiago, conosce Pietro e Giacomo, conhece a igreja. conosce la chiesa. Quando ele entra no culto, Quando entra nel culto, tinha pessoas que nem acreditavam que ele estava salvo. c'erano persone che non credevano che lui era lì. Aquele homem está ali. Ma quell'uomo è lì. Cuidado, é uma emboscada, Attenzione, è una uma trappola. armadilha. Una trappola. Calma, irmãos. Calma, fratelli. Eu agora sou crente. Io ora sono credente. Eu vim contar o meu testemunho. Io sono venuta a raccontare la mia testimonianza. Deus falou comigo Dio ha parlato con me. e eu estou falando com E ele. io sto parlando con lui. Ele fala comigo na Lui palavra. parla con me nella parola. Eu falo com ele na oração. Io parlo con lui nella preghiera. Este homem agora vai viajar para a região da Síria e da Cilícia. Questo uomo viaggerà per la Siria e Cilicia. Volta para Tarso. Torna a Tassi. E ali vai tendo mais envolvimento com a igreja. E lì si coinvolge ancora di più con la Chiesa. Se inscreve no curso do discipulado. Si iscrive nel corso del discepolato. Frequenta a escola dominical. E va alla scuola domenicale. Ele podia dizer, eu fui aluno de Gamaliel. Poteva dire io sono stato alunno di Gamaliele. Na escola dominical aqui, só se eu for professor. In questa scuola domenicale solo se io sarò il professore. Nessa igreja eu só fico se eu for pregar. Qui rimango soltanto se predicherò. Mas ele aprendeu com João Batista. Ma lui ha imparato con Giovanni Battista. É necessário que ele cresça e que eu È diminua. necessario che lui cresca e che io diminuisca. Aquele homem ficou na igreja ouvindo a palavra, Quell'uomo è rimasto lì sentendo la parola. aprendendo com os obreiros, Imparando con gli operai. aprendendo com Barnabé. Imparando con Barnaba. A ideia é que, certo ponto, E fino a che o Espírito Santo de lo Deus Spirito Santo di brada no meio da igreja. Dio parla in mezzo alla Chiesa. Depois de 14 anos. Dopo 14 anni. E diz, separe para mim Saulo, E dice separa a me Saulo. porque eu quero enviar ele como missionário da Perché igreja em io Antioquia. voglio inviarlo come missionario della Chiesa. Quanto tempo nós Antioquia. precisamos ter com Deus? Quanto tempo abbiamo bisogno di avere con Dio? Até que possamos ter tempo para Deus. Fino a che possiamo avere tempo per Dio. Esta é uma pergunta central nesta tarde. Questa è una domanda centrale. Quanto pomeriggio. tempo eu preciso ter com Deus Quanto tempo io ho bisogno di avere con Dio para dedicar tempo para Deus? per dedicare tempo per Dio? Tempo com Deus é vida devocional. Tempo con Dio è una vita devozionale. Tempo para Deus é vida de serviço. Tempo per Dio è una vita di Há muitas servizio. pessoas com muito serviço prestado Ci sono persone che hanno tanti servizi prestati para Deus, per Dio,
mas sem tempo com Deus. ma senza tempo con Dio. É por isso que coloquei aqui 3 palavras-chave, encerrando a minha reflexão. Per questo ho messo queste parole e voglio concludere la mia riflessione. Todo cristão precisa de 3 elementos na sua vida: Tutti i cristiani hanno bisogno di almeno 3 elementi nella sua vita. conhecimento da palavra, Conoscenza della parola, unção de Deus unzione di Dio e vida devocional. e vita devozionale. Nós precisamos, queridos irmãos, Noi abbiamo bisogno, cari fratelli, ter conhecimento do que Deus quer para nós. avere conoscenza di quello che Dio vuole per noi. E este conhecimento vem através da sua palavra. Questa conoscenza viene tramite la sua parola. Mas não precisamos apenas de conhecimento técnico, Noi non abbiamo bisogno solo di conoscenza tecnica, porque disso o mundo está cheio. perché di questo il mondo è Esse pieno. continente está cheio de conhecimento Questo técnico, continente è pieno di conoscenza tecnica, mas morto em seus próprios pecados. ma morto nei suoi propri peccati. Precisamos temperar este conhecimento com unção de Dobbiamo Deus. condire questa conoscenza con unzione, fratelli. E esta junção vem através de vida E devocional. questa unione viene tramite la vita devozionale. Precisamos ter tempo a sós com Deus. Dobbiamo avere tempo da soli con Dio. Suportar os nossos desertos. Sopportare i nostri deserti. Quando Deus tira nossas distrações. Quando Dio ci toglie le distrazioni. Quando Deus tira os atrapalhos da nossa vida. Quando Dio leva gli inciampi della nostra vita. E nós entendemos agora E noi capiamo ora que a única coisa que Deus quer che l'unica cosa che Dio vuole é que estejamos a sós com Ele. è che stiamo da soli con Lui. Moisés administrava um rebanho com milhões de membros. Mosè amministrava un gregge di milioni di membri, Mas sempre tinha tempo a sós com Deus. ma aveva sempre un tempo da solo con Dio. Imagine Deus perguntando: Moisés, não subisse hoje no monte? Immaginiamo Dio domandando a Mosè: ma non sei salito oggi sul monte? Muito gabinete, Deus. E lui dicendo: ma c'erano tante persone da Muitos parlare, agendamentos, Dio. muita gente para atender. Tante persone per ascoltare. Jesus atendia as multidões, Gesù ascoltava le folle, mas sempre se retirava ma sempre si ritirava a sós da solo para orar. per pregare. Você imagina Jesus terminando um culto Immaginiamo Gesù finendo un culto e os discípulos procurando ele para tirar, quem sabe, uma foto. e i discepoli cercando che volevano fare una foto. Cadê Jesus? Ma dov'è Gesù? E os evangelistas dizem: ele retirou-se para orar. E gli evangelisti dicevano: lui si è ritirato per Tinha pregare. tempo para Deus, C'era tempo per Dio, mas tinha tempo com Deus. ma c'era il tempo con Dio. Qual tem sido a frequência Qual è la frequenza e a qualidade e la qualità da nossa vida della devocional? nostra vita devozionale? Que o Senhor possa encontrar-nos Che il Signore ci possa trovare sempre aos pés dele, sempre ai suoi piedi, para só então podemos estar em suas mãos. perché possiamo essere sopra le sue mani. Antes de passar nas mãos de Deus, Prima di passare nelle mani di Dio, precisamos aprender com Maria, irmã de Lázaro, dobbiamo imparare con Maria, la sorella di Lazzaro, a estar nos pés de Jesus, a essere ai piedi di Gesù, ouvindo o que ele tem para falar. sentendo quello che lui ha da parlare. Não, mas eu tenho uma mensagem. No, ma io ho un messaggio. Esse pastor nunca me dá oportunidade para falar. Questo pastore non mi dà mai l'opportunità per parlare. Talvez seja tempo de ouvir, Magari è il tempo di ascoltare, de aprender, di imparare, de crescer. di crescere. Porque quando o tempo de falar chegar, Perché quando il tempo di parlare o arriverà, próprio Espírito Santo vai bradar no meio de il Antioquia: proprio Spirito Santo parlerà in mezzo a Antiochia. enviem Barnabé Inviare e enviem Barnaba, Saulo inviare Saulo para a obra que eu tenho per chamado l'opera eles. che io li ho chiamati. É Deus quem chama, È Dio chi chiama. é Deus quem È envia. Dio che invia. E o Deus que chama e envia È il Dio che chiama e invia. é o Deus que È prepara. il Dio che prepara. Entre o chamado Entre la chiamata e o envio e l'invio há um tempo de c'è preparo. un tempo di preparazione. E quando vivemos este E tempo, quando viviamo questo tempo, nós somos enviados noi siamo com mandati convicção do con chamado. convinzione della chiamata. Pessoas que pulam o tempo do preparo Per le persone che saltano il tempo della No envio preparazione, nell'invio, se deparam com problemas, si affrontano tanti problemi. mas elas ainda não têm convicção do chamado. Ma loro ancora non hanno la convinzione della chiamata. Mas quando elas passam no deserto do preparo, Ma quando passano nel deserto della preparazione, os problemas do envio i aparecem, problemi dell'invio vengono, mas a convicção do chamado foi ma la gerada. convinzione del chiamato è stato E ele generata. pode dizer como apóstolo Paulo: Quindi lui può dire come l'apostolo eu Paolo: sei em quem eu tenho io crido. so in chi Aleluia. credo. Eu tenho
problemas. Io ho dei problemi. Todos dei me problemi. abandonaram. Tutti mi hanno abbandonato. Eu estou preso. Io sono qui in carcere. Mas eu sei em quem eu tenho Ma crido. io so in chi E io eu sei que credo. Ele vai guardar a minha Io so recompensa che lui terrà la mia ricompensa até o dia final. fino all'ultimo Que giorno. o Senhor nos Che il abençoe. Signore ci Em benedica. nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria al nome del Signore, amen. Abbiamo ricevuto la parola. Alleluia. Vogliamo avere un altro momento di lode davanti al Signore? Vieni, fratello Yazir. Alleluia. Sì. In questo momento qua vogliamo fare anche la raccolta, nostre offerte, le nostre decime. Voglio invitare i fratelli diaconi che sono impegnati a venire avanti. Alleluia. Amen. Vogliamo metterci in piedi, fratelli? Alleluia, Signore. Alleluia, Gesù. Alleluia. Vogliamo pregare per le nostre offerte, per le nostre decime, amen? Vieni, fratello Rima. Pace a tutti. Grazie Signore che ci dai l'opportunità di poter collaborare con la opera che te ci hai incomendato, Signore. Sappiamo che questo è una donazione volontaria, nessuno è obbligato, però sappiamo anche che dobbiamo non dare quello che ci avanza, sino tirare fuori le primizie per il Signore. Tirare fuori le primizie per il Signore, perché così possiamo mandare avanti l'opera che cui Lui ci ha incomendato. Che siano tutti benedetti quelli che possano donare e quelli che non possano donare, Signore. Che sia a te a guidare questa raccolta delle primizie per te, Signore. E nel nome di Gesù. Stringimi, oh Signore, e non lasciarmi mai. Io mi dono a te, Gesù, a te che vero amico sei. Non la cerco più, voglio solo te. Chi supplirti mai potrà? Brucia il fuoco del tuo. Mostrami la via ed io ti seguirò. Io voglio te. Di te ho un gran bisogno. Io voglio te. Si vieni e vivi in me.
cerco più, io non la cerco più, io voglio solo te. Chi supplirti mai potrà, brucia il fuoco del tuo mostrami la via ed io ti seguirò. Io voglio te e di te ho un gran bisogno. Io voglio te. Si vieni e vivi in me. Io voglio te. Di te ho un gran bisogno. Io voglio te. Si vieni e vivi in me. Si vieni e vivi in me. Si vieni e vivi in me. Che bel messaggio che ha toccato il mio cuore, amen. Io mi immagino questa canzone cantata da Paolo dopo la sua conversione, amen. Dopo che lui ha perseguitato dopo che lui ha perseguitato i cristiani, dopo che lui ha ucciso delle persone, conosce l'amore di Cristo, amen. Si ritira con lui, ha un tempo di devozione con lui e poi capisce che non può vivere senza di Cristo, senza quella persona che stava perseguitando, amen. E lui cantava e diceva: io voglio te. Di te ho un gran bisogno, un gran bisogno. Io voglio te. Si vieni e vivi in me. E si ricordava di tutte le persone che aveva ucciso e chiedeva scusa, diceva: Signore, perdonami, scusami Padre per tutto quello che ho fatto contro di te. E noi non siamo diversi da Lui, siamo peccatori come Lui, solo che l'abbiamo fatto in maniera diversa. Ognuno di noi è mancato qualcosa a Gesù, amen. Ma oggi è il tempo di riconciliarsi con Lui, è il tempo di correre davanti a Lui e dirgli: Signore, non voglio solo unzione, non voglio solo conoscenza, voglio avere un tempo con te, Signore. Ogni giorno, ogni mattina, ogni sera, Signore, non voglio darti la mia vita a rate, Signore. Non voglio, Signore, mettere prima il lavoro davanti al resto, Signore. Non voglio nemmeno mettere, Signore, molto spesso i miei problemi davanti a te, Signore. Il mio studio, Signore, il mio dolore, Signore. L'importante qua sei tu, Signore. Perché non cantiamo insieme? Io voglio di te, ho un gran bisogno. Io voglio te. Si vieni e vivi in me.
Sei contento con Gesù? Lui è sufficiente? Ecco, Lui è tutto per noi. Senza di Lui noi non siamo niente, veramente niente. Lui ci ha dato la vita, ci ha dato la salvezza, ci ha dato il perdono. Siamo felici. Ho sentito questi giorni una missionaria che diceva: essere triste è peccato. Perché se Gesù vive in noi non abbiamo motivo per essere tristi. Noi possiamo stare tristi in un momento, ma essere no. Perché la nostra convinzione, siamo convinti, fratelli, convinti che siamo in Cristo. Quando Paolo nella sua convinzione ha detto: non vivo più io, Cristo vive in me, fratelli, lui stava dicendo: tutto qua non importa nulla, ma niente veramente importa. Cristo è diventato mio tutto. Cristo è diventato il tuo tutto? Gesù è diventato il tuo tutto? Il mondo non capisce e non trova questa mamma mia, mi fermo perché quando c'è il papà il figlio si sede. Alleluia. Il Signore è grande. Amen. Fratelli, in piedi come stiamo, riceviamo il nostro pastore Roberto, nostro presidente, e con molta gioia lui partecipa con noi qui di questa assemblea che svolgiamo in questa giornata. Amen? Pastore Roberto, facciamo un abbraccio a lui forte. 1, 2, 3. Apri la camera per lui vederci, dando un abbraccio. 1, 2, aspetta. Allora, 1, 2, 3. Oh, un abbraccio grande. Io non dirò né benvenuto né niente, perché lui è il pastore non si dice benvenuto, no? Ah, Priscilla sta dicendo di girare per la camera, per lui vederci. Girate un attimo, fratelli, e facciamo un abbraccio di nuovo al pastore. Ora, vedendolo. 1, 2, 3. E... Amen. Pastore. Pastore, o senhor enquadre a câmera que o senhor só está vendo um pedaço do seu óculos. E só é livre que estão e os seus livros que estão todos aqui de olho nos seus livros. Para o seu lado esquerdo. É o direito dele ou é o nosso? O direito seu. Não. Mais ainda. Para a sua direita. Gire um pouquinho sua câmera para o seu lado esquerdo. Eita, quase. O lado contrário agora. Tá só vendo o livro. Eita, agora. Não, volte. A gente tá o contrário. Pro outro lado. Eita, agora. Pronto. É aí. Eita.
Fale aí para ver se a gente está lhe ouvindo. E as setas? Não, deixe lá. Tava ótimo daquele jeito, agora tomamos livro de novo. A gente nem está ouvindo ele e nem vendo ele, porque vendo tá, mas está vendo só o livro. Agora está vendo a biblioteca toda. E o senhor está escondido aí. Mais um pouquinho. É porque quando eu parlo, arriva dopo, porque deve atravessar o oceano. Pronto, a gente está vendo um pedaço do Senhor. Um olho só. É que ele se aproximou. Stiamo provando a mettere l'uscita audio. Eita, não. Mentre lui si prepara. Ei! Agora sim. Agora. Se afasta um pouquinho da câmera que a gente vê o seu olho. Eita, glória a Deus. Sim, agora. Olha aí. O senhor abre o microfone e vamos testar a voz. Tá com um delay. É, apaga. Aqui está ativado o áudio? É, a gente não está lhe ouvindo não. Acho que tem que ativar o seu áudio. Deve ser alguma coisa daqui. Prova esse outro. Não.
a chegada de lá para cá. Eu vou... Vamos improvisar, pastor. Estou chamando a irmã Iraci. Aí o senhor fala pelo telefone dela. Que eu boto no microfone aqui. E o senhor aparece e a voz sai aqui no microfone. Veja se o telefone da irmã Iraci está aí com o senhor, porque aí eu ligo e a voz sai pelo microfone aqui e o senhor fica na imagem aqui, que a gente não está conseguindo colegar a imagem e microfone não, está dando um erro aqui. Tá dando erro. Agora só que vai dar um delay entre a imagem e o microfone. Aí a gente segue a voz. Ah, meu pai do céu. Que coisa. Já pensou? Deixa eu pegar o telefone dele assim só. Tá. Aleluia. Continuemos. Pronto, vou ligar para ela. Pronto, o pessoal tá ali escutando, viu? Bota ele na imagem. Quando sair a imagem aqui, o senhor... Vediamo. Pegou, foi? Pegou, pastor. Glória a Deus. Precisa do irmã Iraci, não. Deixe como estava o microfone. Aí. Cadê daquele jeito que o senhor estava bem grande na tela?
Pegou, pastor. Glória a Deus. Muito bem. Precisa não tem mais assim, não. Deixa eu botar o microfone aí. Agora, o senhor vai ter que baixar o que está ligado Eu aí coloquei- no YouTube. Deixa eu colocar em pé agora o telefone para ver. Olha aí. Pegou, pastor. Glória a Deus. Muito bem. Precisa não tem mais assim, não. Aí o senhor desliga aí o áudio. Agora, o senhor vai ter que baixar o que está ligado aí no YouTube. Deixa eu colocar em pé agora o telefone para ver. Olha aí. Pegou, pastor. Glória a Deus. Muito bem. Precisa não tem mais assim, não. Aí o senhor desliga aí o áudio. Agora, o senhor vai ter que baixar o que está ligado aí no YouTube. Deixa eu colocar em pé agora o telefone. Muito bem. Aí o senhor desliga aí o áudio. Agora, Você acredita que tem gente que usa água sanitária para cozinhar banheiro? que está ligado aí no YouTube. Você chega em casa cansado e a primeira coisa que Eu tenho retorno aí, é porque está complicado aqui. Eu não tenho retorno na imagem. Pode falar. Estamos lhe vendo e estamos lhe ouvindo, graças a Deus. você chega em casa cansado e a primeira coisa que Eu tenho retorno aí, é porque está complicado aqui. Eu não tenho retorno na imagem. Pode falar. Muito bem. Estamos lhe vendo e estamos lhe ouvindo, graças a Deus. Eu tenho retorno aí. Eu precisaria, João, de um retorno aqui do som para poder acompanhar se vocês estão me ouvindo ou não. E eu não tenho retorno nenhum. Agora sim. Agora eu tenho retorno de som aqui. Pode falar. Muito bem. Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vorrei salutare a tutti con la pace del Signore. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje participando deste importante trabalho da igreja na Itália. Per me è una gioia poter partecipare di questa opera, di questo giorno molto importante in Italia. Saudar o meu companheiro, meu amigo, pastor João Vitor, sua esposa, irmã Priscila. Salutare il mio compagno, amico, pastore João Vitor e la sua moglie, la missionária Priscilla. E todos os meus queridos irmãos, obreiros e suas famílias. E tutti i miei fratelli operai e le loro famiglie. Para mim é uma alegria muito grande poder estar participando deste momento, podemos dizer, histórico da igreja na Itália. Per me è una gioia partecipare di questo momento storico della Chiesa in Italia. Sinto da parte de Deus uma alegria muito grande quando tratamos da obra missionária.
Sento da parte di Dio una gioia molto grande quando si parla di opera missionaria. Uma alegria rever meu companheiro Renato, Una gioia rivedere mio compagno, pastore Renato, e todos os meus queridos irmãos aí que estão fazendo parte desta assembleia. e tutti i miei fratelli che sono presenti in questa assemblea. Tenho conhecimento de que está havendo a apresentação de 2 obreiros. C'è la presentazione di due operai, Um presbítero e um auxiliar. un presbitero e un ausiliare. Isso para mim me traz um gozo muito grande, Per me questa è una gioia molto grande, porque significa dizer que não apenas estamos ganhando almas, perché questo non vuol dire soltanto che stiamo portando anime al Signore, mas estamos também forjando novos obreiros. ma siamo anche a preparare nuovi operai. E isso é muito importante na obra de Deus. E questo è molto importante nell'opera di Dio. Quero louvar a Deus por tudo isso. Vorrei lodare a Dio per tutto questo. E a minha oração é que a igreja do Senhor permaneça crescendo e avançando. E la mia preghiera è perché la Chiesa del Signore continua a crescere e avanzare. Quero deixar uma palavra para os meus queridos irmãos que estarão sendo apresentados. Vorrei lasciare una parola per i miei fratelli che saranno presentati. Se possível, colocá-los ele aí na frente para que eu possa vê-los também. State là due, voi due. Muito bem, aí estão os 2 irmãos que vão cooperar na obra de Deus. Ecco qua, questi due fratelli che coopereranno nell'opera di Dio. Eu peço que o meu companheiro missionário, pastor João Vitor, leia a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 1 até o 7. Prima lettera dell'Apostolo Paolo, capitolo 3, del versetto 1 al 7. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assenato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Inoltre egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dell'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Or bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Amen. Muito bem. Se não disséssemos nada, Se non dissessimo niente, a palavra de Deus já tem dito tudo, la parola di Dio aveva già detto tutto.
Mas vamos fazer algumas considerações. Ma vorrei considerare alcune cose. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que esta palavra é fiel. In primo posto la Bibbia dice che questa parola è fedele. Mas não é fiel a palavra apenas em si. Ma non è fedele la parola in sé, soltanto in sé. A palavra fiel que diz é que se alguém tem desejo em servir, La parola fedele dice se qualcuno desidera servire, tem um excelente desejo. c'è un eccellente desiderio. No entanto, há algumas considerações a fazer. Comunque ci sono considerazioni da fare. Não é apenas ter o desejo, Non soltanto da avere il desiderio, não apenas desejar ou querer ou ansiar por aquilo. non soltanto desiderare, volere, cercare. É necessário que esta pessoa seja alguém irrepreensível. È necessario che questa persona sia irreprensibile. Uma pessoa irrepreensível aqui não significa dizer que é absolutamente perfeita. Una persona irreprensibile non significa che sia esattamente perfetta. É alguém que está buscando este aperfeiçoamento constante em Cristo Jesus. È qualcuno che sta cercando questa perfezione in Cristo Gesù. É alguém que não se conforma em estar em suas condições apenas naturais, mas sempre desejando buscar as coisas de Deus. È qualcuno che non si è conformato con la sua vita naturale, ma sta cercando qualcosa di Dio. É alguém que está buscando a glória de Deus em sua vida. È qualcuno che sta cercando la gloria di Dio per la sua vita. É alguém que está buscando cada dia diminuir os erros que tem em sua própria vida. È qualcuno che sta cercando di diminuire, di fare meno errori nella sua vita. Sabemos que alguém absolutamente irrepreensível não existe. Sappiamo che una persona assolutamente irreprensibile non esiste. Mas quando fala isto aqui, está dando a ideia de que é alguém que não necessita ser a todo momento repreendido por conta de algumas coisas que venha fazer. Ma quando Paolo menziona qui questa irreprensibilità, sta parlando di qualcuno che sta cercando tutti i giorni di fare meno errori. E agora vamos observar de que maneira eu posso ser uma pessoa irrepreensível. Allora pensiamo un po', di che modo possiamo essere irreprensibili? A Bíblia diz: marido de uma só mulher. La Bibbia dice marito di una sola moglie. Alguém que é fiel à sua esposa. Qualcuno che è fedele alla sua moglie. Quando alguém não é fiel à sua esposa, se torna repreensível. Quando qualcuno non è fedele alla sua moglie, diventa reprensibile. Então é preciso que seja marido de uma só mulher. Quindi bisogna che sia marito di una sola moglie. Mas a Bíblia diz ainda, uma pessoa que seja temperante. Ma la Bibbia parla ancora qualcuno che sia equilibrato. É alguém que tem equilíbrio, inclusive buscando ter equilíbrio emocional. Cercando di avere un equilibrio emozionale, qualcuno che abbia un equilibrio anche emozionale. Alguém que busca ter o seu emocional controlado pelo Espírito Santo. Uno che cerca che il suo emozionale sia controllato dallo Spirito Santo. Todos nós nascemos com os nossos temperamentos. Tutti noi siamo nati con i nostri caratteri. Isso fala de equilíbrio. E questo parla di equilibrio. De moderação. Di moderazione. Alguém que seja sóbrio. Qualcuno che sia sobrio. Essa sobriedade traz a ideia de alguém que tem
uma maneira equilibrada de sempre estar diante de Deus e da igreja. Qualcuno che abbia questa sobrietà, che stia di modo equilibrato davanti alla Chiesa. Alguém que seja ordeiro, Qualcuno che abbia ordini, hospitaleiro. ospitali. E outra coisa importante para o presbítero é que ele seja apto para ensinar. E una cosa importante per il presbitero è che sia adeguato all'insegnamento, pronto ad Não insegnare, dado ao vinho, non dedito al vino, para que não haja embriaguez. perché non si ubriachi, Não espancador, non violento, mas moderado, ma sia mite, alguém que seja inimigo de contendas, de intrigas. non litigioso. Um obreiro não pode ser contencioso. Non può essere litigioso. Alguém que esteja envolvido em conflitos constantemente. Che si coinvolga con i conflitti costantemente. Isso aqui traz também o sentimento de que o obreiro é aquele que é amigo do ministério, amigo da igreja. Questo porta un sentimento che questo operaio è amico del ministero, amico della Chiesa. Alguém que tem no seu coração o sentimento de comunhão. Qualcuno che ha nel suo cuore il sentimento di comunione. Que governe bem a sua própria casa. Che governi bene la propria famiglia. Um esposo que tem uma família equilibrada. Il marito che ha la famiglia equilibrata diante da igreja. È ben visto per la Chiesa. Sendo assim, essendo così, ele segue com segurança no ministério. Questo operaio segue con sicurezza nel ministero. Todas as vezes que um obreiro perde este equilíbrio e esta moderação, ogni volta che l'operaio perde questo equilibrio, questa moderazione, ele causa prejuízo não só para a sua família, mas também para a igreja do Senhor. Ele causa danno sia alla sua famiglia che alla Chiesa. Além de trazer uma visão muito negativa diante da sociedade. Portando anche una male testimonianza davanti alla società. Para o meu companheiro que está para cooperar como auxiliar. Per il mio compagno che coopererà come ausiliare, eu quero deixar estas mesmas palavras. Io vorrei lasciare questa stessa parola. Mesmo que o irmão não vai ter a mesma responsabilidade do presbítero. Anche se il fratello non avrà la stessa responsabilità del presbitero, mas como obreiro precisa ter essas mesmas qualidades. Ma come un operaio ha bisogno di avere queste stesse qualità. Embora o irmão não tenha a obrigação ministerial de ensinar. Anche se il fratello non ha l'obbligo dell'insegnamento, no entanto, tem que ter a responsabilidade de ser fiel em tudo diante de Deus e da igreja. Comunque ha la responsabilità di essere fedele in tutto davanti a Dio e davanti alla Chiesa. Ame a Deus acima de tudo. Amate a Dio soprattutto. É a palavra que deixo para os meus irmãos. È la parola che lascio ai miei fratelli. Ame a Deus acima de tudo. Amate al Signore sopra ogni cosa. Ame a sua esposa. Ame la sua moglie. Ame os seus filhos. Ame i suoi figli. Ame o pastor da igreja. Ame il pastore della Chiesa. Ame a família do pastor da igreja. Ame la famiglia del pastore della Chiesa. Ame o ministério. Ame il ministero. Ame a todos os seus irmãos. Ami tutti i fratelli.
quando esta comunhão está dentro do coração do obreiro, quando questa comunione è dentro il cuore dell'operaio, amando a Deus, amando a Dio, amando a esposa e os filhos, amando la sua moglie e i suoi figli, amando a igreja e o ministério, amando la Chiesa e il ministero, a obra de Deus avança l'opera através di da sua Dio vida. prosegui nella tua vita. Que você possa colocar isso no seu coração Che te possa mettere questo nel tuo cuore e que você possa seguir firme em frente em nome de Jesus. e che te possa seguire saldo nel nome di Gesù. Esta é a palavra que tenho para os meus queridos irmãos. Questa è la parola che che ho per i miei fratelli. E que Deus abençoe e ajude a vocês até a volta de Jesus. E che Dio vi benedica e vi aiuti fino al ritorno di Gesù. Quero deixar uma palavra para o missionário João Vitor, sua família e todos os meus queridos irmãos que estão aí. Vorrei lasciare anche una parola per il missionario João Vitor, la sua famiglia e tutti i miei fratelli che sono in Italia. Que está na carta aos Coríntios. Che si trova sulla lettera di Paolo ai Corinzi. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 58. Por favor, missionário João, Perciò leia os versículos 57 e 58. 57 e 58. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen. Estes versículos são extraordinários para nós, Questi versetti sono straordinari per noi, porque nos apresenta quem nos dará a vitória. perché ci presenta chi ci dona la vittoria. É Deus quem nos dará a vitória, È Dio che ci dà la vittoria, através de Cristo Jesus. attraverso Cristo Gesù. E diante desta consideração, E dinanzi questa considerazione, por isso diz, portanto, per questo la parola dice, perciò sejamos firmes e constantes. siamo saldi, irremovibili, Não negligenciemos a obra de Deus. non dobbiamo negligenziare l'opera di Dio. Por isso Paulo disse sempre abundantes na obra do Per Senhor. questo Paolo dice che dobbiamo essere abbondanti nell'opera del Signore, Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore. Que Deus abençoe a vocês. Che Dio vi benedica. Do fundo da minha alma, eu digo para vocês, Dal profondo della mia anima io vi dico, vocês estão dentro dos nossos corações. voi siete nei nostri cuori. Eu me sinto como estivesse aí com vocês agora. Alleluia. Io mi sento presenti con voi adesso. O Deus de toda graça e de toda bondade Il Dio di tutta grazia e di tutta la bontà supra toda necessidade, possa sopprire ogni necessità, sare toda enfermidade, guarisca ogni infermità, abra todas as portas, possa aprire ogni porta, salve todas as almas, possa salvare ogni anima, encha todos com o Espírito Santo, riempia Desde a tutti cama con lo sorrede Spirito a Santo cabaça. E que possamos ter uma grande obra na Itália. e che possiamo avere una grand'opera in Italia. Que Deus abençoe a Amém. vocês, meus irmãos. Che Dio vi benedica, cari fratelli, E um grande abraço em Cristo Jesus. e un grande abbraccio in Cristo Gesù. Deus abençoe a vocês. Dio vi benedica. Amen. Aleluia. Pastor, o senhor ora por eles, consagrando eles? Sim, Nostro pastore
farà la preghiera di là, non è potuto essere con noi di carne, ma è con il cuore, e grazie a internet noi abbiamo questa possibilità. È Lui che fa la consacrazione, perché è Lui il nostro pastore, e noi saremo qua a pregare con Lui, perché Lui consacra i nostri fratelli al ministero di presbitero e al ministero, e presenta il nostro fratello a ausiliare. C'è qui il certificato di consacrazione, di presentazione. Si conferisce al fratello Garik Frehel Nokauk la nomina di ausiliare ufficiale, come prevede la parola di Dio. Firenze, 1 maggio 2026. Immediatamente si alzò la convinzione del mandato. Presidente, pastore dos Santos Lucena, Roberto José, e coordinatore nazionale, pastore Lopes de Oliveira, João Victor. Vai faltar aqui só o senhor assinar, que vai ficar aqui, para o senhor assinar. Vim aqui assinar, tem que vir assinar, viu? Vorrei consegnare a Rick. E certificato di consacrazione si conferisce al fratello Warison Barbosa la nomina di presbitero, come prevede la parola di Dio. Immediatamente si alzò la convinzione del mandato, Atti 16:10. Presidente, pastore dos Santos Lucena, Roberto José. Coordinatore nazionale, pastore Lopes de Oliveira, João Victor. Firenze, 1 maggio 2026. Glória al Signore. Fratelli, mettiamoci in piedi. Questo certificato non li fanno operai, ma è la preghiera che il pastore farà che li fanno operai. È l'imposizione di mano del pastore, perché il Signore ha consegnato questo al ministro. Un ministro fa altri ministri. Amen? E quindi il certificato è un ricordo, ma perché ci sono persone girando con certificato, con tesserina, questo non vale se non c'è unzione. Amen? E l'unzione Dio chiama, vocaziona, ma riconosce tramite il pastore della Chiesa. Amen? Eu estou dizendo aqui que o papel não vale nada, nem a carteira, se não for a oração do pastor consagrando. Que é a sua oração que vai fazer eles obreiro agora. Vorrei chiedere ai fratelli di mettersi in ginocchio davanti al Signore. Invitare i pastori che sono qua presenti, pastore Renato, pastore Vito, dove è Marco, pastore Antonio, sì. Pastor, o senhor pode orar, pastor. Se o senhor não quiser falar. Está ouvindo? Muito bem. Vamos orar agora e o pastor aí, os missionários, impõem as mãos sobre eles. Senhor Jesus, aqui estamos diante de Ti. Senhor Jesus, qui siamo Queremos, ó davanti a Deus, te. te pedir agora pela vida dos meus irmãos. Vorrei chiederti per la vita dei miei Aí fratelli. está este homem, Jesus, que agora está sendo consagrado. Ecco qua, Signore, quest'uomo como che sta essendo presbítero da consacrato igreja. come presbitero della Que a Chiesa. tua mão de Che la Deus tua buona esteja mano, sobre Signore, ele sia agora. su di lui E que adesso. seja cheio do E che Espírito lui sia Santo pieno di Spirito e Santo. habilitado e preparado por Che Ti, ó sia Deus, abilitato e para preparato ensinar a per Tua te. palavra e pregar Per a Tua portare la tua palavra. parola,
parola, Signore. Como servo teu, nós consagramos Come este servo homem tuo, io como consacro questo presbítero da uomo igreja para a come glória do teu presbítero nome. della Chiesa per la gloria del tuo Também, nome. Deus, apresentamos este homem para ser um auxiliar, Signore, para presentiamo cooperar anche na tua questo obra. fratello per essere Que possa ausiliare della ajudar de tua maneira opera. extraordinária no serviço Che tu possa cristão usarlo di na modo tua straordinario igreja per il tuo e na tua servizio, per la obra. tua Chiesa e per la Enche tua com teu opera. Espírito Santo Riempi os dello meus queridos Spirito Santo irmãos. Permanece questi fratelli. abençoando missionário João Vitor, Continua ad aiutare il missionário missionario João Renato, Vito, suas missionario famílias, Renato, la loro os famiglia, obreiros aí na tutti gli Itália, operai in a Italia, igreja aí na la Itália. Chiesa in Faça Italia. crescer e prosperar em cada congregação, Faccia crescere ogni em cada congregazione, província, em cada ogni cidade. provincia. Manifesta a tua graça Manifesta la tua e que as almas se grazia. convertam e sejam alcançadas Che le por anime ti. si convertono, Pai che bondoso, siano Deus raggiunte da eterno, te. para a glória do teu nome. Per la é tua que nós te gloria. pedimos e nos alegramos nisto. Noi em ci nome rallegriamo de in Jesus. questo nel nome Em di nome Gesù. de Jesus. Nel nome Em di nome Gesù. de Jesus. Nel nome di Amém, Gesù. Jesus. Amen. Amém. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Dá um abraço à sua mulher, que é ela que vai continuar com o Senhor, viu? Deus te benedica. Amém. Aleluia. Glória a Dio. Meu pastor, facciamo un saluto per il pastore così. Pela Chiesa em Brasília. Um abraço para o nosso pastor Roberto, irmã Iraci, toda a igreja de Abreu e Lima. Um abraço grande, nós somos agradecidos pela vida de vocês. Vocês têm sido de coragem, de ânimo, de cuidado para a gente. Esta igreja que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Um abraço, meu pastor, muito obrigado. Eu sou feliz de ser sua ovelha. Amém. Deus abençoe a vocês. Deus Amém. abençoe a vocês. Gloria a Dio. E che benedizione, fratelli, che gioia. Possiamo applaudire Gesù? L'opera di Dio continua, non si ferma e i nostri fratelli continuano ad operare per la gloria del Signore. Amen? Gloria a Dio. L'orario avanza, ma noi abbiamo anche tempo per ascoltare la parola, un'altra parola. Amen? Questo pomeriggio è un pomeriggio di intervento biblico e noi stiamo ricevendo la parola, non è a goccia, ma il Signore sta versando proprio una porzione grande per noi. Questa porzione noi dobbiamo spendere per il regno del Signore. Amen? Glória a Dio. Io vorrei presentare, glória a Dio, i fratelli stanno salutando, ma sentiamo la Joyce lodare al Signore, la nostra sorella della nostra chiesa a Belluno, lodando al Signore. E non so se vi siete messi d'accordo. Dopo la Joyce noi ascolteremo nostro pastore che viene dall'Albania, pastore Antonio, che ci dà questo onore di essere con noi. Ha lasciato tanto impegno là e oggi lui predicherà. Lui da 35 anni è in Albania. Dopo la caduta della dittatura, lui è entrato là, è rimasto là e non so se sa parlare più portoghese, quindi lui è più abituato a predicare in albanese e la Denise farà la sua traduzione stasera dall'albanese all'italiano, così va bene? Perché lui è più abituato così a predicare in albanese. Ma in Albania o senhor fala em albanês ou português? O senhor prega em albanês ou português? Albanese, allora, è più abituato in albanese. Amen? E quindi lui farà la predica in albanese, lei farà la traduzione che fa una bella traduzione e così andrà tutto bene per la gloria di Dio. E noi continuiamo adorando al Signore, sì o no? Oh gloria, alleluia, la Chiesa segue camminando.
Oh gloria, alleluia, la Chiesa segue camminando, segue camminando, segue camminando, nelle lotte e nelle prove, la Chiesa segue camminando, nelle lotte e nelle prove, la Chiesa segue camminando, segue camminando, segue camminando, amen. Sorella Joyce, lodiamo al Signore, fratelli. Aleluia.
Fratelli, mettiamoci in piedi, riceviamo il nostro pastore Antonio, che viene di Albania e ci porterà l'esperienza del campo missionario, una parola da parte di Dio per il nostro rinforzo spirituale. Amen? Pastore Antonio. Brahma, Buonasera a tutti. trago kam sjell përshëndetje për ju nga Shqipëria, nga kisha jonë në Shqipëri. Vi porto i saluti della Chiesa in Albania. E uma alegria, shqetësim i madh për mua të jam këtu bashkë me ju. Sono molto contento e felice che sono qui insieme a voi. Që non sei si fal portugjes, falo bashkë. Nuk e di të flas, atë flas portugalisht a shqipe. Se vuole parlare in albanese o in portoghese. Non sa se parlare in albanese o in portoghese. Do flas në shqipe. Ok, parlerà in albanese. Sepse është një privilegj i madh për mua. È un privilegio per me, molto grande. Ju nuk e keni ide çfarë simbolizon për mua kjo. Që herë e parë që predikoj në portugalisht, dikush duke përkthyer për mua. È la prima volta che predico in un altro posto, in un'altra lingua. Një shqiptar duke përkthyer për mua. Che un albanese traduce per me. O pastor, vellai pastor Renato me ka pyetur para disa minutash. E qualche minuto fa Pastor Renato Ai me pyet sa kohë ke harxhuar për të mësuar gjuhën shqipe. E quanto tempo è che per imparare la lingua albanese? Komenzës ma pak se 6 muaj për predikimin e parë në publik. Per predicare in pubblico ci sono voluti 6 mesi. Menos de 6 La prima predica. Mas com 2 meses, 3 meses já evangelizava nas ruas. Me 2-3 muaj fillava të evangelizoja në rrugë. E dopo 2-3 mesi ha iniziato poi. Sepse njerëz kërkonin. Perché la gente cercava. Kur ne dilshim për të shpërndar literaturë, unë nuk e flisa mirë come shqipe. Quando noi si andava a evangelizzare, njerëz na marrin me forza fletuska. Quando si andava a evangelizzare, a distribuire i volantini, c'era gente che strappava i volantini con forza dalle mani. Sepse në atë kohë ishte e re e çka e çuditshëm për ta. Perché in quel tempo era qualcosa di nuovo e molto strano la cosa. Në fillim të vit 92 kjo ka ndodhur. È successo all'inizio dell'anno 92. Unë kam marrë Shqipëri në vit 91. Io sono arrivato in Albania nel 91. Jam duke mbush 35 vjet tani në tetor. A ottobre faccio 35 anni che sono in Albania. Vogël agora do të lexoj pak nga fjalë, edhe pastaj do vazhdoj diçka një mesazh që kam përgatitur, që kam në zemër për të Prima porterò la parola, un messaggio e poi vi porterò anche un messaggio che ho portato di là. Në vazhdim do t'ju tregoj disa eksperiencë. E poi vi racconterò anche un po' di esperienze. Sepse Perëndia vazhdon të jetë i gjallë dhe veprues. Perché Dio continua ad essere vivo e reagisce. Sovranitetin e tij vazhdon edhe sot kësaj dite. La sua sovranità continua anche oggi, in questi tempi. Le të lexojmë bashkë atë vargu. Possiamo leggere insieme quel versetto? Vepre Apostolëve. Negli Atti.
16 ma 10, 10, 16, 10, 16:10. Atti degli Apostoli 16:10. Ka një mesazh shumë domethënës për ne. E c'è un messaggio molto molto significativo per noi in questo versetto. Porque foi escrito dessa maneira, ka qenë shkruar në këtë mënyrë, Scritto in questa maniera sepse kaq ne duhet të kuptojmë sot. perché c'è qualcosa che noi dobbiamo capire oggi. Sepse shumë nga ne flemi gjumë nga ana shpirtërore. Perché nel mondo spirituale noi a volte dormiamo. Nuk e kuptojmë çfarë Perëndia po na pret. Non capiamo cosa Dio ci vuole dare. Atëherë le të lexojmë Allora leggiamo. E come egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. shikos. Guardate, Me njëherë sa po dëgjuam vizion, subito, appena abbiamo sentito la parola visione, me njëherë u nisëm. subito siamo partiti. Çfarë na mëson këtu? Cosa ci insegna questa cosa qui? Në librin e Romakave, Il libro dei Romani, fjala e Perëndisë thotë: la parola di Dio dice: mos inte pertuar në zel, não sejais vagarosos no cuidado, mas seja fervorosos no espírito. Traduza. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. non rallentare nella cura, ma siate pronti a servire il Signore. Pronto, seja fervoroso. Ardenti. Seja fervoroso, ardente. Ardenti. Cercamos subito de partire. Paulo nunca passou per tim. E Paolo non si fermava. Non era pigro. Preguiça. Immediatamente, meneher. Immediatamente. Meneher. Perché? Per sé, meneher. Perché? Perché subito, immediatamente? Per sé, meneher. Perché immediatamente? Çfarë ka ndodhur? Çfarë peshon në zemrën e Paul që ka nxitur të veprojë më në herë? Cosa è successo? Cosa è successo nel suo cuore che l'ha invitato a fare questo subito, immediatamente? Che tu ka pikë më të rëndësishme. Qui c'è il punto più importante. Paolo ka përjetuar një gjë. Paolo ha percepito qualcosa, ha vissuto qualcosa. Pastore Nat na ka treguar si ka njohur Jezusin. Pastore Nato ci ha dimostrato come ha riconosciuto Gesù, come ha conosciuto Gesù. Kush ka qenë Pali para se Chi njihte è stato Jezusin? Paolo prima di conoscere Gesù. Edhe Pali kishte njohur me hirën e Perëndisë në një mënyrë jashtëzakonshme. Pali aveva riconosciuto la grazia di Gesù in una maniera straordinaria. Aquela graça, aquele amor, a dashuria e Perëndisë, hiri e ka transformuar komplet mendimi, sjellje, të gjithë qenia, gjithçka që ishte. E la grazia di Dio che ha trasformato tutto il suo essere. Edhe La mente, il cuore. Edhe ka mbushur zemrën e tij me një gjë e ha riempito il suo cuore që te kalon çdo gjë tjetër. Che supera ogni altra cosa. Dashuria e Perëndisë. L'amore di Dio. Që te kalon çdo njohuri. Che supera oltre, passa oltre a ogni cosa, a ogni conoscenza. Ai tha në një nga letra, in una delle lettere lui ha detto: dashuria e Perëndisë më shtrengon. L'amore di Dio mi stringe. Menëherë kur dëgjoj, immediatamente quando noi ascoltiamo Paolo Pali, nuk kishte dëgjuar atë që Jezus kishte folë për discepujt.
Paolo non aveva sentito quello che Gesù aveva detto per i discepoli. Ku Jezus tha shikoni fushat, Quando Gesù aveva detto guardate i campi, janë zbardhua për come, kolje. sì, come sono pronti per la raccolta. Jezus kisha falë në vend tjetë, te korët janë të mëdha, Che la raccolta è molto grande punëtorë janë të pak. e i lavoratori sono pochi, gli operai sono pochi. Lutën Zotit e korë dhe guaj punëtorin e korët e vetëm. Oraj, Raccoglierai? lutu Zotit Prega a Dio që Zotit dërgoj punëtorën che Dio porta l'operai per la raccolta. në korët e vetëm. Per la raccolta, sì. Paali nuk e di a kishte dëgjuar kjo, ndoshta kishte dëgjuar, por Paolo non so se aveva në sentito, zemrën e tij, çka però- kuptim kishte kjo. Paolo non so se aveva sentito questa cosa, però nel suo cuore sapeva cos'era questa cosa. Ai kishte dashuri për njerëz të humbur. Lui aveva l'amore per la gente perduta. Ai mendonte për njerëz që ka qenë ai vetë përpara. Lui pensava per la gente come lui era prima Edhe dinte sa dashuri e kishte Perëndi për njerëz të humbur. e sapeva che Dio aveva un amore per questa gente persa. Mene Perduta. heri filloi Immediatamente iniziato. convicção, La convinzione, responsabilidade, responsabilità, pergesi. responsabilità, Melhor. Amor ao Senhor. amore del Dashuria ndaj Signore, Perëndisë l'amore del Signore edhe dëshirë për të bërë vullnetin e e il Perëndisë. desiderio di fare la volontà del Ka gjë Signore. më të lartë Non c'è cosa più alta të dëgjoj zërin e Perëndisë, per sentire la voce che sentire la Të voce del dëgjoj Signore, të ndjeksh dashurinë e Perëndisë në zemër, che sentire l'amore di Dio nel nostro cuore. të dalim nga rrethi ku jetojmë ne, nga bota jona, Uscire da questo cerchio dove noi viviamo, in questo mondo dove e të noi viviamo, tregojmë çka ka Perëndia bërë për ne. e dimostriamo agli altri cosa il Signore ha fatto per noi. Të gjithë njerëz që na rrësojnë kanë nevojë të dëgjojnë tek që po flasim neve. Perché Dashurinë la, e Perëndisë. perché la gente che ci circonda ha bisogno di sentire per l'amore di Dio quello che viene da noi. Perëndia na ka thirrur neve sot Dio ci ha chiamati oggi, a noi, për të zbuluar nëpërmjet nesh per scoprire attraverso di noi dashurinë e Tij që është l'amore suo sfaqur në che kryqin. è immerso. Ne jemi goja e Jezusit sot. Noi siamo la bocca di Gesù. Ne oggi. jemi këmbët e Jezusit. Noi siamo la gamba, i Ne piedi. jemi duart e Noi siamo Jezusit le mani di Gesù për të treguar dashuri, per dimostrare l'amore, për të shpallur. per Lasciami dichiarare l'amore di Dio. Pali dinte këtë gjë. Paolo sapeva questa cosa. Mene heri doli. Immediatamente è uscito. Na mungon tek ne Manca in noi amor de Deus, l'amore di Dio temor de Deus, e timore di Dio, porque não tememos a nossa responsabilidade diante de Deus. perché non abbiamo la nostra possibilità, responsabilità. Ne jemi më shumë të bazuar në hiri, kohë falje, kohë dashurisë. Perché noi siamo basati di più nel tempo dell'amore, nel tempo di Kohë hiri, tempo. e il tempo della grazia, Sì. Edhe harojmë e dimentichiamo kjo hiri është zbuluar për gjithë njerëzit. che questa grazia è per tutta la gente. Ke Korintët Paolo thotë që bëjmë ne dëshmitar të Jezusin. In Corinzi si viene scritto che Lettera- noi dobbiamo fare testimoni. Letra 2 të Korintësve shpjegon që ne La të seconda bëjmë lettera dei dëshmitar. Corinzi, dobbiamo fare testimoni. Bota po pret për ne. Il mondo sta aspettando per noi. Perëndia po pret nga ne Dio sta aspettando da noi që të flasim. che noi parliamo. Unë mendoj që kënë dëgjuar këtë lloj gjësh sa herë. Io penso che l'avete sentito tante volte queste cose. Edhe unë kam dëgjuar shumë herë. Anch'io ho sentito tante volte.
Por nunca imaginou sai non amado immaginavo. da sciuria per indisse. Ma non immaginavo quanto è grande l'amore di Dio. Sa schon prendia punon. Tinheiro tem nog te verteta. E quanto Dio lavora nella gente. Que hoje que indos me Con la pali. Questo che è successo con Paolo, Pali isto que beru de time ne dyt missionar, de time i dyt missionar. Paolo doveva fare il secondo viaggio missionario. Ele chegou, aí caro em pico, nem cittadino. È arrivato in una città. Isso nem assim, aí don't esconde nem cittadino. Lui voleva andare in una città, Prima sa io, mas escoti. ma lo Spirito Santo gli ha detto no, non devi andare lì. Aí mendoi dos coisas da tieta. E lui pensava di andare in quest'altro, Prima sa mas escode a ti. ma lo Spirito gli ha detto di non andare. Até her indoda que hoje que me lezua. E allora è successo questo che abbiamo letto. Aí don't esconde nem vand, Lui voleva andare in un posto, nem vand tieta. in un altro posto, Prendi do gleioi. ma Dio non ha permesso. Cu prendi sa aí dá minha visão, Quando Dio gli ha dato una visione, aí cu toi meneher, lui ha capito immediatamente meneher filoi. e immediatamente ha iniziato. Io è dini cu indoda que ho. Voi sapete quando è successo questo? Quando succede questo? Nu que shumlar ngane. Non è molto lontano da noi. Ka indodo È successo? sot es af ne greci sot Oggi- cu fi me turcin. Oggi in Grecia, in confine con Turchia, Filippo. Filippe. Există acum. Esiste ancora. Felipe di Cesarea. Sì, există. E Paulo, na te corra, naquele momento, prendia poder tonto em Paulo per teatro in Europa. Paolo, Dio stava guidando Paolo per venire in Europa, Primeiro missionário na Europa. per essere un missionario in Europa. Cus caceneri parte o bobe sentar na Europa? Chi era la prima persona che è diventato credente in Europa? Pas Bíblia, né? Secondo la Bibbia, Isto nie grua. era una donna. E dit persona? E la seconda persona? Cantier que te l'hai pute. Questa domanda mi piace. Po noi shumë adolescenti. E io lavoro con gli adolescenti, quindi E come c'è in e smoi, mi le zambi me piace vemando. stuzzicare un po' con le domande. Aí, carcereiro de Filipe. Il cancelliere di Filippe. Carceriere. Io cui tonta ni çfarë in dod në vazhdim ku Paulo nisi rrugën, çfarë in dod Ora në vazhdim? vi ricordate cosa è successo di seguito? Ka vajt në Filipi. È andato a Filippi. Ati ka qenë persekutu, i rrahur. Lì l'hanno menato, l'hanno perseguitato. I shkoj në burg. È stato messo in prigione. Por Ma shkoj në burg komplet me shenjën nga rrahja. c'aveva anche Preria. i segni di essere in persecuzione. Ishin në burgu Paulo dhe Silas. Era come la prigione di Paolo e Sila. Sì, në Filippi. Në Filippi. Foron vajtë në burg. Çfarë È ka andato ndodhur in në burgu? prigione. Cosa è successo in prigione? Che cosa succede in In persone? prigione? Loro cantavano. Loro cantavano con tutto il cuore. Deus non si chieda per dire non che ricet. Per dire non che ricet. Dio non sta calmo Con le lutami. quando noi preghiamo, Con la verime di zemër. quando noi lodiamo con Cu tutto il predicojmë cuore, me quando zemër. predichiamo con tutto il cuore, Per dire vepron. Dio agisce. Frime që derdhin mbi çdo me ishi, frime shenjtë që derdhin mbi çdo me ishi. Spirito Santo è su tutta la gente. Lëvizin mbi çdo me ishi. Si muove in tutti. Një esoj si ka qenë në Zenafile kapitull 1, ku frimeve pront lëvizin mbi sipërfaqen e urave. Come i primi in Genesi che sfruttava tra le acque, così lui agisce, lo Spirito Santo agisce. E Perëndia fol dhe përmet frimës së shenjtë, për fjalës së tij, gjithçka u bë. E lo Spirito Santo ha parlato tramite Perëndia foli. ha parlato
visto per farci Quando Lumineers? agiva sulle acque, gira tu bo. Gira, tocca, c'è, gisca o bo. e tutto è stato fatto. Kuptuun? Kuptuun? Hanno capito? Si ishte në fillimi. Come era Ku all'inizio, Perëndi krijoi çdo gjë. quando Dio ha creato tutto. Perëndi mbi çdo gjë, Per un Dio sopra di ogni cosa, Frima e Shenjti mbi humnerët, lo Spirito Eresire. Santo sopra ogni tenebre. Perëndia foli, Dio ha parlato, Frima ishte në lëvizje, lo Spirito era in movimento, gjithçka u bë. tutto è stato fatto. E njëjta kohë jetojmë sot. E lo stesso tempo noi viviamo oggi. Prandaj Jezusi Krishti Perëndia aq shumë e deshi botën. Dio Sa që ha dha tanto birin e amato. Ti, që Dio ha tanto kushdo që amato. beson në te mos humbasim. Amen. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio per chi crede in lui non perirà. I Jesus ai tha, dil predikon ungjil çdo krijesa. E Gesù ha detto: andate e predicate il Vangelo a ogni creatura. Sepse Perëndia dëshiron të shpëtoj gjithë bota. Perché Dio vuole che tutto il mondo venga salvato. Unë ish në Brazil, po shërbeja në kohët e plotën, Ero in Brasile, stavo servendo, tempo pieno. kisha mbushur, po i mbushë 10 vjetë si Chiesa, shërbëtor, si misionar për kohët e plotën. a tempo pieno, chiesa piena. Perëndia më mbushë mendje për të vajtë në Shqipëri. Ma Dio mi ha convinto per andare in Albania. Si me ka mbushur mendje, është një histori pak e gjatë. Come mi ha convinto? È una storia molto lunga, un po' lunga. Nuk mund të tregoj se zgjat shumë. Per non allungarmi, non posso raccontare. Por, Ma ai me foli mua në mënyrë përfundimtar me ka mbushur mendja komplet, ma hoq gjithë frikë, prekupime në datët 15 mars, 91. tutti i miei dubbi, tutte le mie paure sono venute via e il 15 marzo 91. del 91 io avevo proprio l'idea di sì. Sepse Perëndia më kishte mbushur mendje për të ardhur në Shqipëri, Perché il Signore aveva riempito la mia mente di andare in Albania. por Shqipëri ishte mbirur për ungjilin. Perché in Albania c'era bisogno del Vangelo. Ishte mbirur, nuk lejonte predikim. Però il confine era chiuso per la dittatura. Shumë njerëz në Brazil, pastorët, me kanë pastori. pyetje, si do mësosh gjuhë shqipe? E come imparerai la lingua albanese? Mi hanno detto tanti pastori brasiliani. Një herë ishte në Londrina, në Paraná, Una volta ero in una città, a Londrina, unë isha duke ndarë në një grup pastorës, ero con un gruppo di pastori, presbiterës, Presbiteri. diakonis, diaconi, talvez ndoshta një 200 veta. quasi 200 persone. Dhe me kanë kërkuar që unë të ndaja vizion që Perëndia më kishte vendosur në zemër për të ardhur në Shqipëri. E mi hanno chiesto di parlare della visione che aveva ricevuto per andare in Albania. E unë tregova çfarë Perëndia kishte folur në zemrën time. E io ho parlato cosa il Signore aveva parlato al mio cuore. Çfarë plan kishte ne për të bërë në Shqipëri. Che progetto, che piano avevamo noi di fare in Albania. Edhe pastaj E poi ai që isha pastor tha, kush nga ju ka dëshirë të bëjë ndonjë pyetje? Il pastore che era accanto a me ha chiesto chi di voi vuole fare una domanda. Një person, nuk e di pastora, presbiter, gjak, mbrapa kështu në sallë. C'era una persona in fondo che se era pastore o presbitero, non so, Ka ngrit dorën, ha alzato la mano, edhe ngrit këmbën. si è alzato in piedi. A din çfarë tha ai? Lo sapete cosa ha detto? Unë nuk besoj se këto gjëra ka për të ndodhur. Non penso che questo succederà. Absurdo. Assurdo. Një person nga ata më kisha pyetur si do mësosh gjuhën shqipe. Un altro mi aveva chiesto come imparare la lingua. Unë thash, unë nuk e di. Io ho detto non lo so. A di anglisht ti? Sai l'inglese? Jo, nuk e di. No, non lo so.
Si do më sosh të herë Shqipi. Allora come imparerai l'albanese? Perëndimi më tha për të vajtë në Shqipëri. Dio mi ha detto di andare in Albania. Nuk ka qenë e lirë për mua në fakt. Në atë Non kohë era, ishte non era vështirë facile per me. të gjesh për shkrahë mbështetje financiare. Kishin Sì, në Brazil, per, nuk kish shumë vizion për të missionari jashtë Brasilit. Dal lato finanziario non erano le risorse per mandare un missionario da Brasile là. Ish kurtimist, E quando siamo partiti? duke shkurtuar histori, E per accorciare, erdhën në fare una Shqipëri accordo. 16 tetor 91. Il 16 ottobre 91 sono andata in Albania. Kaloi një 3 javë Passano 3 settimane duke predikuar në për fakultete, me drama, me literatura, predicando e distribuendo i volantini nei facoltà, università, nella rrugë, në për rrugë, sheshe. anche nei campi, sì, sulle strade, sì. Nuk e di akoma shqipe. Non sapevo la lingua. Ishe bashkë me një grup misionarës kisha vajtë. Ero con il gruppo che io ero andato là. Ne kemi vajtë në fakultet, kemi bërë një drama, kemi kanduar në gjuhë portugaliste, kemi dëshmuar. Abbiamo testimoniato, abbiamo predicato, abbiamo pregato. Para 5 vitesh, 5 anni fa, unë ishi në konferenca pastorës shqiptarë. ero in una conferenza dei pastori albanesi. I pastorë dhe presbitu, diakono. C'erano pastori, diaconi, presbiteri. Në takova një pastor, un pastore ho incontrato, që unë kishe njohur kur ai erdhi në kishë për të parë. Che io avevo conosciuto quando lui è venuto per la prima volta in chiesa. Në atë kohë ai ishte i ri, ndoshta 18 vjet, 19 vjet. Che aveva 18-19 anni. Sa pak kisha filluar fakultet. Ok, aveva appena iniziato la facoltà, università. Edhe unë i pyetëm. E io gli ho chiesto, O Zefi, si e ke njohur Jezusin? come hai conosciuto Gesù? Ju keni predikuar për mua. Tu hai predicato per me. Unë nuk isha vetëm. Io non ero solo. Ai tha ju sepse unë isha një grup. Perché io non ero solo, vi ricordate che era in gruppo? Era in gruppo. Asnjë nga ne nuk e dini shqipi. Nessuno di noi sapeva l'albanese. In quel momento, në atë kohë kish një përkthyes. Noi avevamo un traduttore. Por Perëndia, ma Dio veproi. Ha agito. Kishe njerëz duke pritur për ungjilin. C'era gente che aspettavano per il Vangelo. Sot ai është pastor. Sot ai është pastor. Lui oggi è un pastore. Unë ishe duke treguar për një histori kallave këtë tjetër. Kur kishe kaluar afërsisht 3 javë që ishte në Shqipëri, quando erano passati quasi 3 settimane che io ero in Albania, unë, George, Suelin, ne ishim 3 vetëm, eravamo 3 persone, duke ecë në rrugën, che noi si stava camminando per la strada, në qendër të Tiranës, al centro del capitale di Tirana, duke biseduar në portugaliste, che parlavano nella loro lingua, in portoghese. Kur ne kalojmë, po kalojnë rrugën, quando noi si stava passando per la strada, një gru na erdhi nga mbrapa duke vrapuar. Una donna si stava seguendo correndo. Brasileiro! Come puoi? Che stai facendo aqui? Come puoi? Brasiliano, come puoi? Tu? Si come dici brasiliano? Com'è possibile che i brasiliani sono in Albania? Per ne ka qenë çuditshëm. Per noi era molto strano questa cosa. Një grua shqiptare che fa portogalist me ne. Una donna albanese che parlava in portoghese con loro. Ajo ishte gazetare. Lei era una giornalista. Me sa portugalist I detyruar nga sistema, è obbligata dal sistema di imparare la lingua portoghese. Ka besu portugalist. Ka mësuar gjuhë portugeze. Ha imparato il portoghese per të dërguar
per punu na radio, radio, per lavorare nella radio, reclama, per per la comunismo. pubblicità, per il comunismo, per la dittatura che era allora. Naquele momento, In quel momento vendosen te filoi abbiamo deciso te studiamo giuship mate. che si imparava la lingua insieme a lei. Java ti eta filuam La giuship. settimana successiva abbiamo iniziato a imparare l'albanese. Già conosce pomesone In giuship. questo tempo che noi si imparava la lingua albanese, Ni dita ajo indaloi mesimi un giorno lei ha finito la lezione i na tha kështu. e ci ha detto così, Duk na par me çudi. guardandoci con stranezza. Ah, tani e kuptoj pse kam mësuar portugalistë. Ah, ora ho capito perché io dovevo imparare il portoghese Për të mësuar juve gjuhë shqipe. per tradurre a voi, per insegnare a voi la lingua albanese. Çfarë ishte pamundur për ne në Brazil? Cosa è impossibile per noi in Brasile? Perëndia kisha bërë për ne, kishte përgatitur për Dio ne. aveva già preparato per noi. Nuk ka të pamundur për Perëndin. Non c'è impossibilità per Dio. Perëndia di fillimi, vazhdimi edhe përfundimi. Dio sa l'inizio, il continuo e la fine. Perëndia dëshiron të shpëtojë njerëz që në rrethojnë. Dio vuole salvare le persone che ci circondano. Kemi nevojë për të kuptuar zemrën e Perëndisë. Abbiamo bisogno di capire il cuore di Dio, Dashuria e tij për të humburit. l'amore suo per i persi, per i perduti. Të kuptojnë çfarë mund të bëjë ai nëpërmjet nesh. Cosa lui può fare tramite di noi. Ne mund të flasim, Noi possiamo parlare, ne mund të lutemi, noi possiamo pregare, mund të inkurajojmë, possiamo incoraggiare, mund të shërbejmë, possiamo servire. edhe Perëndia na përdor neve. E Dio usa noi. Unë nuk e dija kom i shqipi, Io non sapevo ancora la lingua albanese, por në zemrën time kisha shumë dëshirë për të ungjilizuar. ma nel mio cuore ardeva per evangelizzare. Çdo ditë ku shkoja në shkollë, Ogni giorno che andavo alla scuola, gjatë rrugës, durante la strada, vija duke shpërndar literatura. distribuivo i volantini. Një ditë ndalova në një stacion autobusi, Un giorno mi sono fermata a una stazione di autobus edhe po shpërndar literatura. e distribuivo i volantini. Të gjithë ata që po prisnin autobusin, Tutti quelli che stavano aspettando l'autobus erdhën tek unë, sono venuti da me duke me pyetur, "Ç'është kjo?" per chiedermi cos'è questo. Në atë moment unë kishin quel ndoshta momento- 3 muaj që po mësoj shqipe. In quel momento erano 3 mesi che io stavo imparando la lingua. Unë nuk e flisja, kuptoja shumë gjë, por nuk e flisa lirshëm. Io capivo tante cose, ma non parlavo liberamente, apertamente. Ma unë mësova disa fjali. io ho imparato qualche frase Vetë Jezus na shpëton. che solo Gesù salva. Ai ka vdekur në kryq për ne. Lui è morto sulla croce per noi. Gjaku i tij na pastron nga Il mëkatet. suo sangue ci purifica dai peccati. Një ditë një djalë tha kështu, Un giorno un ragazzo ha detto: "Ku është gjaku i Jezus tani?" "Ku- Ku do- është gjaku i Jezus tani? Dov'è il sangue di Gesù ora? Si mund gjaku i Jezus Krist ma pastroj? E come può il sangue di Gesù pulirmi ora?" Shumë i ndryshme për të kosh ungjil ku njerëz nuk e dinë asgjë për Biblën, për bes. È molto Differente. Muy differente parlare con una persona che non conosce nada di Dio. È diverso di parlare a una persona che non conosce Dio. Në atë moment që po In flisja quel unë, momento che io stavo parlando, unë mbarova ato fjali që dija unë. io ho finito tutte le frasi che avevo imparato a memoria. Unë po prish njerëz të iknin, E io aspettavo che la gente andava via, por vazhduam. ma abbiamo continuato. Unë fillova përsëri. E io ho cominciato di nuovo.
C'è di una. Quelle che sapevo io. Imparava autobus, Ho ieri finito. da loro, io autobus, ieri da loro. Tanti autobus Haruc, venivano, papà, partivano, autobus. venivano, partiva e loro stavano lì. Ed è un... C'è bene. E io ho detto, cosa faccio? Rifilavo per helt tret. Ho ricominciato per la terza volta, Duke perserito to fialito, che ci messo. ripetendo le frasi che avevo imparato. Ah, dice a Caindodo. Lo sapete cosa è successo? Caindodo mi dice nuke di per Gigi. È successo qualcosa che non so la risposta. Sepse Caindodo os ne fund ne scurt. Ne muy ne scurt. E nel mese di febbraio, Ne atem corra kishte si stat muice kisha filluat te predicare un gil ne shepari. erano 7 mesi che si era iniziato a predicare, a portare il Vangelo in Albania. Por na tem momento pa Ma in flisha quel momento che stavo io parlando, ne dial in dos viet è arrivato un ragazzo che forse aveva 10 anni e de aí filoite spegoi. e lui ha iniziato a spiegare. Aí sa pa kashum kstum. Lui ha detto più o meno così. Fai pa spegona aí per you. Cosa sta spiegando lui per voi? Filoi ne filima tine Adam ed Eva. Ko parendi che Adam ed Eva njëri parë Ha iniziato con Adamo ed Eva dall'inizio. edhe Adam me katoj ku ne parendisim. Adami me katoj ku ne parendisim. Adamo ha peccato contro Dio. Prandaj vdesim ne. Prandaj Per questo ka vdekje, erdhi vdekja për ne. è venuto a morire per noi. No. No. To intendet për të Ah, shqiptari ti? Oh. Kem punë pastaj. Gli ho parlato, tieni lavoro dopo. Ai fëmijë, Questo bambino vazhdon të shpjegonte nga Adami che continuava a spiegare da Adamo çfarë bër Perëndia. cosa ha fatto Dio. Krijoi thirrja Abrahamit. Ha creato da Adamo. Thirrja Abrahamit. Mbasi Adam me katoi. E dopo che Adamo ha peccato, Ai fol per përmbytje me Noeu. ha parlato per il diluvio con Noè, Për thirrja e Abrahamit. la chiamata di Abramo, Perëndia premtoi Abraham nga pasare ti do bekon gjithë bota. che Dio ha promesso a Abramo di benedire tutto il mondo Nëpërmjet Abrahamit. tramite Abramo. I vajt deri në kryqëzimin e Jezus. Fino ad arrivare fino alla crocifissione di Gesù. Gjatë kësaj kohë un po mendoja kush është ky njeri. E io durante questo tempo stavo pensando, ma chi è questa persona? Nga erdhi ky djali? Da dove è venuto questo ragazzo? Si është e mundur? Com'è possibile? Një djalë 10 vjeçar din Biblën kaq Un mirë. ragazzo di 10 anni sapeva tutte queste cose così bene? Ditë shpjegoi planën e shpëtimit duke filluar nga Adami. Che sa spiegare il piano della salvezza partendo da Adamo? Nuk është e lehtë kjo. Non è possibile questo. Shumë pak njerëz dinë të bëjnë lidhje nga Adami, Abrahami, popullin e Izrael në Egjipt, çlirimi, derisa të vinë të bëjnë lidhje me Jezusin. Poco gente fa partendo da Adamo, poi la salvezza in Egitto, fino ad arrivare a collegare con Gesù. Edhe i shpjegoi pse Jezus kishte nevojë për të vdekur. Ed ha spiegato anche che perché Gesù doveva morire. Unë mezi po prisim mbarimin e asaj fjali. Noi si stava aspettando per la conclusione. Sepse unë doja ta dija kush është ky njeri. Perché io volevo sapere chi era questo ragazzo, chi era questa persona. E fillova të mendoja, mos është një angjël. E abbiamo pensato, forse è un angelo? Po ka angjël fëmijë? Ma c'è angelo bambino? Ka angjël fëmijë? C'è un angelo bambino? Nuk e di. Non lo so. Kur po mendoja unë, a është angjël apo jo? Quando io stavo pensando questa cosa se era un angelo o no, e shikoj në fytyrën e tij, guardo nella sua faccia, nel suo volto. Po shkrije kështu runda, si me gripi. Era un po' con influenza. Angjël me grip nuk mund të jetë. Però non poteva avere influenza. Angjël me grip.
um anjo com gripe. Cura aí para Baronta predichimi. Quando lui stava finendo il discorso, la predica, Mezi paprisa te takoia. io non vedevo l'ora di incontrarlo. Minha persona me preka nga kështu nga krahu. Una persona mi ha preso per la Edhe me spalla bën një pyetje. e mi fa una domanda. Kur ktheva unë kështu për të përgjigjur, Quando io mi giro per rispondere, unë nuk e vonova as 30 sekonda. nemmeno 10 secondi mi Kur sono... ktheva prapë fytyrë, E io mi sono rigirato, non c'era più. unë e vrapova kështu duke parë duke kërkuar fëmijë gjithandaj. Io l'ho cercato ovunque, ma non c'era. Perëndia dëshiron që njerëzit janë të shpëtuar. E Dio vuole che la gente si salvi. Unë sinqerisht nuk di përgjigje për këtë. E ngjarje. io non ho risposta per dire, per questa testimonianza Po di një questo gjë me bambino. sova ti. Ma io ho imparato una cosa. Të bësh lidhje nga Adami deri ke kryqin. Per fare il collegamento partendo da Adamo fino alla croce Edhe për shqiptarët e per gli albanesi ka shumë kuptim kjo. c'è tanto senso. Ha tanto Se- senso. Një shembull. Un esempio. Unë po shfaqja film Jezus për një grup fëmijë adoleshentë. È un gruppo di adolescenti. Ku mbaroi filmi, Quando noi si stava facendo vedere un film, quando è finito il film, një djalë me pyetën. un ragazzo le ha chiesto, A ishte I fortë ai? era forte lui? Pse vi diqte herë? Perché è morto? Un Një bambino fëmijë, piccolo, Po, një fëmijë 10 anos, 10 vjeç. 10 anni, un bambino di 10 anni. Pse vi diqte herë? A ishte I fortë? Perché ha morto? Era njerëz. Nuk E kishte fuqi se për lui të ha mbrojtur. salvato, se lui ha guarito, non aveva forza per salvarsi? Kështu punon Così mendja lavora la mente. kur njerëz nuk e kanë njohur fjalën e Perëndisë. Così lavora la mente quando la gente non conosce la parola di Dio. Ne jemi italiano, braziliano, këtë europei, Noi jemi siamo lindur në italiani, ambienti brasiliani, fetar, siamo ku religiosi, bizoteron kristianizmi. dove c'è più parte cristiani. Ne dëgjojmë këto çish fëmijë për kryqëzime, për Pashka, për Krishtlindje, e dimi pak a shumë historia. E noi abbiamo sentito più o meno per quanto riguarda la nascita, per Natale, per tutto. Por në Shqipëri këtu Ma in Albania ka shumë njerëz nuk e dinë akoma. c'è tanta gente che ancora non sa Përse Jezus vdiqi në kryq? perché Gesù è morto sulla croce. Musulmanë na bën këtë pyetje hera pas here. E i musulmani fanno tante volte questa domanda, ogni volta. Përse I mohi? Pse ka vdekur ai në kryq? Perché è morto sulla croce? Pse katër ungjili? Perché sono 4 Vangeli. Ne dimi përgjigje për këto gjëra. Noi sappiamo la risposta a queste cose. Po pse nuk predikojmë të herë? Edhe këtu Allora ka perché non predichiamo? Edhe këtu ka njerëz që nuk e dinë këtë. Anche qui c'è gente che non sa questo. Ndoshta fëmijët e tu Forse i vostri bambini nuk e dinë të shpjegojnë përse Jezus ka vdekur. non sanno spiegare perché Gesù è morto. Përse Bibla Perché la Bibbia, është fjalë e Perëndisë. Si mund të besojmë që Bibla është fjalë e Perëndisë? come possiamo credere che la Bibbia è la parola di Dio? Ka shumë fëmijë, C'è tanti bambini rritën e kishën, che crescono in chiesa, dini Biblën, che lo shumë sanno la vargje nga Bibbia, Bibla përmendshëm, sanno anche a memoria tanti versetti biblici, dinë të tregoj shumë histori nga Bibla, sanno anche tante storie sulla Bibbia, kur hinë në fakultetin, ma entrano nelle università, nuk arrin të shpjegojnë non sanno spiegare përse lexojnë Bibla. perché leggiamo, Pse do të besojnë që vetëm Bibla është fjalë e Perëndisë? perché non crediamo, Përse do la të parola besojnë di Dio. vetëm në Jezu Krishtin? Perché non crediamo solo a Gesù Cristo, Përse profetët e tjerë nuk na shpëtojnë? perché gli altri profeti non salvano, Fetë e tjerë nuk na shpëtojnë. perché le altre religioni non salvano. Duhet të mësojnë fëmijët, Do- sidomos adoleshentë, përse. Dobbiamo imparare ai bambini perché. Jo vetëm Insegnare. bambini, jo vetëm bambini, besimtar të ri, besimtar. Non solo ai bambini, ma anche ai giovani credenti. Sepse para
30 vjet, 10 vjet, nuk e kishe shumë probleme siç kemi sot. Perché 30 anni fa non c'erano questi problemi che sono oggi. Kur shumici nga ju filluan besimin, Quando tanti di voi se sono entrati nella fede, nuk e kishe kaq shumë musulmanë këtu siç kemi non sot. c'erano così tanti musulmani che Që sono oggi. refuzojnë Bibël sikur gazeta e vjetër që s'ka vlerë për asgjë. Refuzojnë Bibël sikur është një gazetë e vjetër. Rifiutano la Bibbia come se è un giornale, Nuk ka asnjë vlerë. come se non ha nessun valore. Edhe ne nuk e dim, refuzojnë Jezus sikur Rifiutano Gesù thjesht një profet come se è un semplice që nuk ka profeta përfunduar punën e tij. che non ha finito il suo lavoro. Prandaj për një takoi Muhammed E per questo che secondo loro Dio ha mandato Maometto për të përfunduar punën që Jezus per nuk ka finire përfunduar. il lavoro che Gesù non aveva finito. Këto janë disa nga pyetjet që bën ata, Questi sono un po' di domande che loro argumenti, fanno, po, kundër degli nesh. argomenti contro di noi. Shumica nuk e dinte përgjigjen. E tanti non sanno la risposta. Një arsye, Sì? racione, sepse kur ne u kemi bërë besimtar, nuk kemi pastorët të nuk kanë preokupuar me këto, se s'kishte nevojë. Perché preoccupojnë. la risposta è questa, che tanti pastori non si sono preoccupati a queste cose, a dare risposte. Edhe sot fëmijët e tyre janë duke larguar nga besimi ashtu si asnjë gjë. E le persone si allontanano dalla fede. Sepse Per questo. në klasën e 4, klasën e 5, fëmijët janë përballuar me këto probleme. Perché nel quarta classe e quinta classe i bambini passano problemi. Duke përballuar me këto probleme. Devono affrontare questi problemi. Interessante. Fillon Interessante. hynë në fakultetin. Entrano in facoltà, in università, Budista, në një Sono klasë, budisti. në një klasë. nella stessa classe, Dy budista, due Due- buddisti, dy musulman, due musulmani, dy një fe tjetër, due di un'altra religione edhe dy ungjëllori, dy e të due krishterë. evangelisti. Ku mbaron, ku vjen në vitin e tretë, Quando vanno al terzo anno, mund të jetë edhe 10 të krishterë në të klasën. può essere anche un cristiano nella Ma stessa shumë të classe. krishterë sa musulmanë, sa të Possono essere tjerë, anche più cristiani che gli altri, por ma të dhënët që po tregojnë sot statistikët, le statistiche, i dati statistici të krishterët janë duke refuzuar besimin. mostrano che Duke heqë dorë i nga besimi. cristiani stanno abbandonando la Kurse fede, credo. musulmanë nuk I musulmani no. I musulmani no. no. Buddisti no. janë më të rënjosur se sa ne. Hanno più radici che noi. Kemi nevojë të Abbiamo bisogno. risqyrtojmë besimin tonë. Edhe të besojmë Abbiamo- siç ka qenë me Paul. Abbiamo bisogno di credere come prima è stato. Perëndia tha Pauli, shko atij. Dio ha detto a Paolo, vai lì. Me një herë. Immediatamente. Lut në Perëndie, ku është vendi që tu të shkosh ti? Prega a Dio dove è il posto che tu Perché devi tu te andare. flas unë? Perché devi continuare. Kush është ai që unë duhet të marr, duhet të preokupoj, të lutem, të interesoj? E chi è questa persona che io devo pregare, mi devo interessare? Në qoftë se ne marrim me zemër, Se noi veramente questa cosa lo prendiamo con il cuore, duke u lutur Zotin rregullisht Cre- për shokët e punës, pregando- shokët e klasës, familja. pregando a Dio incessantemente per i compagni di classe, per quelli del lavoro, per tutti, Perëndia do veproj. Dio agirà. Perëndia do krijoj mundësi, do krijoj situata. Dio darà la possibilità, anche la Perëndia është duke situazione. vepruar. Agirà. Lui agirà. Unë rivazhdova tani të drejtoj një kishë që kam qenë pastor më përpara. E io sto ora facendo il pastore in una chiesa che stavo prima, Kisha ikur shumica nga kisha. che tante persone erano andate via da questa Muito chiesa, pouca gente, muito pak persone kisha vazhduar. ma poche persone erano rimaste. Fillu një takim me lutje, Abbiamo iniziato un incontro di preghiera te martën. martedì. A din sa veta vjen takim me lutje? Lo sapete quante persone vengono all'incontro di preghiera? 2. 2 persone. 2 persone. Po çfarë tha Jezusi? Ma cosa ha detto Gesù? Ku janë 2 a 3 së bashku në emrin tim, Gesù ha detto dove 2 o 3 si riuniscono a mio nome,
Ne fillu në lutë për Noi gjithë abbiamo- besimtarë që kanë qenë Noi në ab- kishë janë largua. Amen. Shumë. Abbiamo pregato per tutti quelli che c'erano e sono andati via. Filluan të lutë për lagje, bekoj këtë lagje Perëndi, bekoj Per njerëz. tutti i quartieri, perché Dio benedica i quartieri e la gente. Ne vazhdim në isha ti në In përoj continuazione, takimin, ma non ora. një vajza erdhi, Una ragazza è venuta, shtil deri me gjam kështu si aty, ha shtil spinto la deri. porta, Hir brenda, è entrata dentro. ajo tha kështu. Lei ha detto così. Un kam kalu 10 herë këtu, Sono passata 10 volte kam qui, para te tabela, ho visto l'insegna, po asnjëherë s'kam pas interesin. ma non ho avuto mai l'interesse. Por sot ndjem një shqetësim në zemër, Ma oggi ho una preoccupazione nel cuore që të vija të hija brenda. per entrare dentro. Tani po vjen rregullisht në kishë. Mungon nga E herë. po ora vjen. viene regolarmente in chiesa. Perëndia vepron ku ne lutemi. E Dio agisce quando noi preghiamo. Antes par dje, L'altro ieri, sot është shprehte e Marta. martedì esattamente, Unë fola me një djalë, io ho parlato con un ragazzo, kishte 14 vjet pa takuar me të. erano 14 anni che io non incontravo lui. Ai kishte 14 vjet kur takoi për të fundit. E lui aveva 14 anni quando l'ho incontrato per l'ultima volta. Unë kam predikuar shumë herë për të. Ho predicato tante volte a lui. Një persona gjetë telefonin e tij, Una persona gli ha dato il numero di telefono. rastësisht e ka takuar. Casualmente l'ha incontrato. E u mandai mesazh për ele, dërgova mesazh për të, E quando gli ho mandato un messaggio, ele veio na igreja antes de ontem. lui è venuto. Muito alegre. Molto felice. Ele tha, E ha detto, do vazhdoj rregullisht tani. e ora inizierò regolarmente. Perëndia dëgjon lutje. Dio ascolta la preghiera. Ne kishin lutë bekoj gjithë ata që kanë qenë në Noi kishë më avevamo përpara. pregato per tutta la gente di benedire ogni gente che veniva prima. Por ne kemi mbi se di 200 vet që kanë qenë në kisha 2, 3, 4, 5 Erano herë. più di 200 persone che c'erano. Por nuk kishin 200 besimtarë, ne kishin Ma non erano 200 50 besimtarë credenti, që ma vinë rregullisht. 45 solo. Po që kanë qenë 2, 3, 4, 5 herë, se kam ide sa shumë. Non avevo idea. Po do ku lutë Perëndia bekoj Ma- gjithë ma- ata që kanë qenë në kisha. Ma pregando Dio di benedire ogni persona che era in chiesa, Unë nuk kujtova ma io për mi të sono djalin, ricordato per questo ragazzo po Perëndia nuk e ka haruar. che Dio non ha Se dimenticato, Perëndia ka prek më përpara. che Dio ha toccato lui prima. Ku dëgjoja ai që unë kisha ardhur prapë në Tiranë, Quando lui ha sentito che io ero ritornato a Tirana, do vi përsëri atë herë. allora ritornerò di nuovo. Për fakt e keq, Per sfortuna, ka shumë njerëz që janë më lidhur me pastor sa me Jezusin. Ka shumë njerëz që janë lidhur më shumë me pastor. c'è molta gente che sono legati con le altre persone ma non No. con Gesù. Më shumë me pastor sa me Jezus. Ah, con i pastori che con Gesù. Ai djalë nuk kish njohur akoma Jezusin, Questo ragazzo non aveva ancora conosciuto Gesù, por fjalët që ndrojnë në zemrën e tij. ma la parola era nel suo cuore, rimaneva nel suo cuore. Dashur vëllezër, E cari fratelli, si ka ndodhur me Palin? cosa è successo con Paolo? Që tregon bindje, conviksione, Che mostra questa convinzione, dashuri ndaj questo Perëndisë, amore di Dio, dashuri për të humbur. e amore per i perduti. Që të vite kine kjo. Che questo venga a noi. Dashuri e Krisht më shtrengon, tha Pali. E l'amore di Cristo mi stringe, ha detto Paolo. Le të kërkojmë Perëndia deri në zemrën tim dashurinë tënde. E che Dio possa versare l'amore. Lutu Zot Perëndi. Prega a Dio che possa versare nel mio cuore. Dashuri që ti ke për njerëzit e mi. Signore, versa nel mio cuore l'amore che hai per la mia gente. Njerëz që kanë refuzuar Ungjilin. La gente che ha rifiutato. Lutë Perëndi më jep dashurinë tënde që ti ke për atë njerëz. Che l'amore che tu hai per quella persona. Ma jep fjalët e duhura. Mi dai le parole giuste. Do shikosh të Perëndi. Vedrai come il Signore agirà. Unë kam mësuar këtë gjë çish. Io ho imparato questa cosa molto tempo. Unë jam lind në një familje që nuk ishin besimtar. Io sono cresciuto in una famiglia che non eravamo credenti. Nuk ka në Shqipëri spiritizm, si në kohën e Sauli, mbret Sauli Non vajte c'è in vizitoi një Albania mediuma spiritismo, për të come konsultuar me të c'era al tempo vdekur. di Saul. Atë lloj fe ka në Brazil. Unë jam C'è lidhur me in të lloj fe. Brasile, ma in Albania no.
Kur bërë besimtar, filloj të predikoj për familjen time. E Kur bërë besimtar, quando sono diventato credente, filloj të predikoj familjen time. io ho evangelizzato la mia Ata me famiglia. refuzuan, se nuk Ma e loro mi dija. hanno rifiutato. Perëndia tha, lutu, Ma Dio mi ha detto prega, lutu, lutu. prega, prega. Edhe filloj kërkoj Perëndia më jep urtësi, E gli ho detto al Signore, dammi la saggezza, fjalët e duhura. le giuste parole. Ne vazhdimi La continuazione, të gjithë in continuazione, erdhe që unë si është kjo punë, babi, mami, veleze, motë, gjitha. il padre, la madre, fratelli, Duk më bëra sorella. pyetje, si është kjo besim, si është kjo punë kështu, punë kështu. Come, Ka come fuqi questo. ku lutemi. C'è potenza quando Ka preghiamo. fuqi ku ne C'è lutemi. potenza me të quando vërteta. preghiamo in verità. Bibla na mëson, një Jakob, Dobbiamo- libri një Jakob thotë, La Bibbia ci insegna nel libro di Elia u Giacobbe lut intensivisht. che Elia ha pregato intensivamente. Intensivist. Sì. Që edhe ne pse Bibla thotë kështu, edhe pse mi njerëz, si Bibla thotë kështu, edhe pse jemi njerëz, E la Bibbia dice così, anche se siamo gente, siamo umani, me të njëjta pasionet, con le stesse passioni, si ka qenë Elia, come eravamo por liberi, ai u lut intensivisht, ma lui ha pregato nuk intensivamente i rashi për 3 vjet. e non ha piovuto. Kur u lut përsëri rashi. Quando ha pregato di nuovo ha iniziato a piovere. Edhe në vazhdim thotë ka E fuqi in lutjet e continuazione drejtit. c'è potenza nella preghiera del giusto. Ka fuqi ku C'è ne potenza ngrejmi quando noi ci alziamo, nga përtaçi, nga dembelizmi, nga quando noi ci mosbesimi. alziamo da questa pigrezza. Perëndia vepron. Dio agisce, Perëndia vepron, shpëton njerëz në Dio salva. Perëndia ne nuk mund të imagjinojmë çfarë Noi non perspektive possiamo ka Perëndia immaginare për che ne. prospettive c'ha Dio con noi. Ishte 12 burra u ndryshuan bota. Con 12 persone, con 12 discepoli è cambiato il Jemi mondo. ne sot këtu duke predikuar Noi Ungjilin. stiamo predicando oggi il Vangelo. Po brez të jetës, si do dëgjoj? Kush do predikoj? Chi predicherà altro? Koha jona. Noi. Koha jona tani. Ok. È il nostro tempo ora. Të bëjmë siç ka bërë Pali. Per fare cosa Paolo ha fatto. Subito. Immediatamente. Vazhdoj. Ulu Dobbiamo kokë tani, continuare. ulu kokë tani. Metti la testa giù, adesso, Lutu. e prega. Kërkoj nga Perëndia. Cerca Dio. Më tregoj njerëz, më tregoj Mostrami le persone që ti dëshon të më përdor mua che tu mi vuoi usare për të ardhur në shpëtim. per arrivare alla salvezza queste Një shok persone. puna, È un amico di lavoro, un vizinho, un komshi, un vicino di casa, un una compagno di una classe, persona nga familja. una persona della famiglia. Po lut intensivisht për të Ma njeriu. prega intensamente, prega Me gjithë intensamente, zemër. con tutto il cuore. Ku ne lutë Perëndia vepron. Quando noi preghiamo, Dio agisce. Ku nuk e lutë djalë vepron, armiku vepron. E quando noi non preghiamo, agisce il diavolo. Amen. Faleminderit Perëndia për prezencën tënde bashkë me ne. Ti ringrazio, Signore, per la tua presenza insieme a noi. Deri në zemrën tonë, Versa nel nostro cuore dashurinë tënde për njerëz të humbur, il tuo amore per questa gente persa, dashurinë tënde për një tjetër. e il tuo amore per la vita. Na përdor për lavdin tënde. Usaci per la tua gloria. Na jep dashuri, Darci l'amore, na jep fuqi, darci la forza, na jep urtësi, darci la saggezza edhe na drejto hapat tona, e guida i nostri passi që të gjejmë njerëz që kanë nevojë për ty, per trovare queste persone che hanno bisogno që di janë te, të hapur për vërtetën tënde. che sono aperti alla tua verità. Unë duhet që ti të më përdorsh mua Io voglio che tu usi me për lavdin tënde. per la tua gloria. Në emër të Jezusit. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Zoti ju bekoft. Dio benedica. Nëse ke ndonjë pyetje për Se Shqipërinë, c'è qualche domanda per l'Albania, potete farla dopo. Tani më s'kam bërë kohë. Perché ora Ke di çfarë? Po ju kem dëgjuar shumë, s'ka nevojë të vazhdoj. Zot na bekoft shumë, prandaj pastor. Amen. Gloria a Dio. Mettiamoci in piedi, fratelli,
Facciamo questa pausa e facciamo nostra periscena e dopo ritorniamo con la chiusura del raduno che è la conferenza delle donne e adesso dovevamo prendere ordini del giorno ma spostiamo ancora più avanti per stasera, va bene? Perché se passiamo sopra l'orario della periscena faremo tardi e quindi riduciamo l'orario della sera per dare 15 minuti per l'approvazione del bilancio e di quello che abbiamo trattato. Va bene? La missionaria Denisa stasera presenterà e noi faremo la presentazione, la votazione tutti insieme, ok? Preghiamo per il cibo, vorrei ringraziare tutti che hanno lavorato, che mi hanno dato una mano, che hanno fatto, anche la Clea che non c'è qui ma ha preparato, tutti quanti, tutti quelli che hanno lavorato per questo raduno. Vorrei ringraziare mia moglie Priscilla, a tutto il consiglio direttivo, vorrei ringraziare il pastore Antonio, il pastore Renato, la sua famiglia e tutti quanti, la mia mamma, che è la mia famiglia, i missionari, operai, servitori, l'assemblea ministeriale, il nostro pastore, tutti quanti cooperano con quest'opera del Signore. Anticipo i miei ringraziamenti adesso perché stasera quando finiamo, va bene? Perché domani c'è altre cose, domenica altre cose, ognuno ha le sue cose, ma non perdiamo tempo con le nostre cose e prendiamo le cose che sono del Signore, amen? Preghiamo per il cibo ringraziando il Signore per quello e mangiate con moderazione pensando agli altri, senza spreco, amen? Grazie a Yasir che è venuto da Milano, facciamo un applauso al Signore per la vita di Yasir, facciamo un applauso per la vita della Joyce, Dio benedica loro che hanno risposto alla nostra richiesta di venire qua, di essere qui presenti, di partecipare con noi, stasera canteranno ancora con noi, con la Chiesa e noi saremo felici, amen? Gloria al Signore, ringraziamo per il cibo. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti per il cibo, per quello che mangeremo adesso, che faccia bene al nostro corpo come buona la tua parola. Ti ringraziamo Signore per tutto quanto hai provveduto a noi, provvedi ai bisognosi, ai necessitati, agli orfani, alle vedove e a quelli che affrontano Signore momenti difficili, che tu possa dare a loro come ci hai dato. Ti ringraziamo per tutti quanti hanno offerto, donato, contribuito. Grazie Signore per il tuo sostegno, oggi e sempre. Amen. E buon appetito.